Che ruolo facevi tu? Quando giocavi? Cos'è? Ero un macellaio. Allora, aspetta, chiamiamo i ragazzi, diciamo Ciro. Ciro, prego. Buongiorno. Prego, venga pure. Sì. Avevamo annunciato giusto, sì. Certo, beh, non si preoccupi, domandina tranquilla. Venga pure in mezzo a noi. Ah sì, è di qua, guardi la telecamera. Ah, siamo già in diretta, beh, ma ti avevo detto di aspettare, vieni qua Edoardo Mignando e Emilio, scusami lei, va bene, ho visto un po' di nomi in questi giorni. Allora, siamo qui nel pre-sfida di Supercoppa Veneto, guardiamo là i nostri ragazzi che ci guardano in telecamera, mancano 2 minuti e 51 fine del riscaldamento, 18 minuti a quella che è la Supercoppa tra le due protagoniste dello scorso anno, Antenore Sport Padova e Verona Calcio a 5. Io direi di partire da Emilio che con il suo Antenore lo scorso anno ha viaggiato ad alti livelli proprio qui a Tombolo, uno dei protagonisti di quella vittoria. Oggi però purtroppo non sa vedere la partita, raccontaci quello che è successo, ne ha speranza di vederti presto in campo. Sì, io a fine maggio dell'anno scorso ho dovuto fare un primo intervento per le anche, avevo un problema che adesso abbiamo risolto e adesso diciamo per fine anno, l'anno prossimo torniamo a pieni ritmi sperando di dare il massimo come sempre fatto. Ecco. Tra i pali, mentre Udino con te c'è Ciro Panipucci del Verona. Buongiorno Ciro Panipucci. Benvenuto alla Belboté, un Verona che è partito un po' a rilento in campionato, poi ha messo il gas. Che partita si aspetta oggi? Beh, io mi aspetto una partita tra due compagini che intanto si conoscono, abbiamo fatto un ottimo campionato l'anno scorso. Non ce l'aspettavamo adesso sta Supercoppa, un po' prima, ma siamo contenti di giocarla con l'Antenore sinceramente, anche se poi ci incontreremo tra una settimana ancora e sono contento dell'ambiente, mi fa piacere e di giocare questa Supercoppa, sperando di portarla a casa. Ciro ha usato parole normali, un buon campionato, loro hanno vinto, voi avete vinto la Coppa, secondi, vittoria ai playoff, sabato prossimo sarà un'altra partita perché ci si gioca anche il pass per il turno di Coppa, insomma è molto molto importante, però facendo un passo indietro appunto l'emozione anche di vincere i playoff, avete dominato il Verona e voi insieme l'anno scorso della stagione, insomma ritrovarvi qui quest'oggi, una Supercoppa che va sempre onorata e che è un buon viatico per ripartire bene nel 2025. Sì, è una grande prova oggi, intanto per la settimana prossima che ci riscontreremo di nuovo e niente, insomma abbiamo fatto comunque 2 buonissime stagioni entrambi l'anno scorso, sia in campionato che poi in Coppa e che poi playoff, insomma è stata proprio da parte nostra non da incorniciare, diciamo, e speriamo di continuare con questa via perché stiamo andando bene e speriamo di continuare così. Udino, prima di lasciarli cosa possiamo chiedere ancora a Ciro? Io dico una cosa, l'anno scorso è stato la sconfitta con l'Antenore 4-0 se non mi sbaglio, è stata il là per farci capire dove eravamo e da quel momento è stata una corsa al primo posto senza avversari. Tra l'altro vorrei anche aggiungere, mentre suona la sirena manderà le squadre spogliatoi, con 2 allenatori possiamo dire con la A maiuscola, perché Carlos Giorgio a Verona, il buon Rozzato all'Antenore Sport Padova sono anche 2 allenatori delle rappresentative venete, quindi oggi avremo tanta qualità anche in panchina, Udino. Sì, sicuramente 2 squadre ricche di qualità, quantità, una panchina profonda, sicuramente saprete offrire spettacolo qui alla Belboté e speriamo anche di vedere un divertimento sia qui alla Belboté anche per gli amici che ci servono da casa. Grazie Emilio, in arte anche Edoardo, grazie Ciro, in bocca al lupo alle vostre squadre per la partita, poi alla fine uno solo sorriderà, ma l'importante è che ci sia spettacolo per chi ci guarda da casa. Grazie, in bocca al lupo per il tuo recupero Emilio. E Udino, cosa dire, finalmente cominciamo ad entrare in clima partita, manca ci siamo. d'ora, intanto l'asse la ridono anche tra allenatori, perché poi guarda, ad esempio Carlos Giorgio, Alessandro Mastroeni, fermo lì, stai passando avanti alla telecamera Alessandro, se la ridono che poi sono anche insieme rappresentativa, quindi insomma ripetiamo c'è grande qualità anche in panchina, ci sarà anche in campo. Lo scorso anno, visto che io c'ero un po' male, ti rinfresco la memoria, so che hai studiato,
l'Anteno appunto vinse, tanto mettiamoci a favore anche di fotografo, perché no, più che altro perché sennò si vedeva solo che la pancia, no? Almeno si vede solo il fisico. L'anno scorso l'Anteno vinse la finale 2-0 con i gol di Cesari e un golasso di Grieco nel secondo tempo. Il Verona invece, che arrivava qui da seconda, perse subito al primo turno con il Cosmos 9, dunque un tombolo un po' amaro per i veronesi, che cercheranno di rifarsi quest'oggi. Sì, possiamo aspettarci, visto che sono anche due squadre che tu segui con il tuo team Giorgione nel girone B di Serie B? Sì, le abbiamo conosciute meglio appunto anche quest'anno, che sono entrate in Serie B, il Verona dopo un inizio di campionato un po' difficile, anche appunto proprio vincendo contro la squadra che gioca qui in casa alla Belbotte Arena, il team Giorgione è risalito piano piano nei gradini della classifica. Ci aspettiamo sicuramente una sfida equilibrata tra queste due squadre, ci sarà, come dicevi tu, appunto voglia di rivalsa per il Verona Calcio a 5, una società importante che sta puntando molto appunto nella rosa, anche come dicevi tu, entrambi gli allenatori preparati, una panchina molto lunga, quindi ci sono tutte le carte in tavola per vedere un'ottima sfida qui oggi ancora alla Belbotte. Visto che oggi abbiamo mangiato poco come gli altri 3 giorni, ci sono gli ingredienti buoni per impiattare un piatto succulento, diciamo l'antipasto di quella che è una giornata che poi continuerà alle 16:30 con la finalissima di C2 tra Anteno Sport Padova e Mestre Fenice, Arzignano, cosa ho sbagliato? Arzignano Calcio a 5, Mestre Fenice ore 16:30, esatto, poi Coppa Veneto di C2 e invece per le ore 19 abbiamo Futsal Marco Polo contro, e qui vediamo una comparsa, non sei bello comunque, contro Futsal Jesolo, una giornata ricca, una giornata di ricca finale con 3 partite che possiamo dire tutte equilibrate, da triple in schedina, non so se ai tuoi tempi, che scusate se mi ripeto anche più volte, ma sono 4 giorni, ai tuoi tempi, perché a metà dei miei anni io ogni tanto la schedina la facevo, un X2, per voi invece c'è più da andare a scommettere le anche quote. a me piace mettere uno X2 bello secco, fisso. Io do, non c'è l'X, do la tripla, non c'è l'X, se ci fosse l'X dopo i tempi regolamentari ci saranno però i 2 tempi supplementari da 5 minuti e gli eventuali rigori che l'anno scorso ne abbiamo visti tantissimi, tanto guardate qua Alessandro Marini con la coppa assieme al segretario Michele Bettin, tra l'altro giusto per farti vedere la chicca, abbiamo Michele diciamo che subito si era accorto, perché abbiamo anche quello proprio ufficiale della LND Calcio a 5, c'è invece quella della Final 8, insomma grande spiegamento perché siamo in casa del team Giorgione insomma colore e abbellisce un po' come vuole anche la divisione Calcio a 5 questa bellissima Belbotte Arena. Allora cosa dire, prima di andare su ancora i ringraziamenti partendo dal corner di Roploz, partner tecnico ancora una volta per tutte le partite qui alla Belbotte, assieme a Lega Nazionale Dilettanti, soprattutto a il buon Michele Di Giambattista, Andrea dietro le quinte, qui Sam dietro la telecamera con Futsal Veneto TV. Vi ricordiamo che potrete comprare gli highlights di Roploz e poi io e il buon Test sceglieremo anche l'MVP della partita al termine di ogni gara oggi, quindi restate connessi con noi, ci sarà un'attenzione anche appunto come ne parlavamo prima da parte del team Giorgione squadra di casa, perché le prime 4 poi si qualificano per la Coppa. Già perché poi la settimana prossima, visto che ho fatto dei nomi, io mi sono fatto mandare da Andrea tutti i nomi di chi ha partecipato, ovviamente c'è la moglie Monica, è stata felice, il topolino Michele Di Giambattista là dentro nella regia, poi un ringraziamento va a Sam Stidicam in piano aiuto regia, a Mohamed Sam Ali Stidicam aiuto regia, a Matteo Baglio di Roploz che cura gli highlights e le cards, a Gianmarco Campagnano sempre di Roploz alla videocamera principale, e poi Andrea Di Giambattista che è il tuttofare e che ci ha regalato anche quella chicca che tra poco vedrete, dove anche noi siamo inquadrati. Allora cosa dire? Ho già perso la voce, mancano 10 minuti, direi di andare a prenderci un po' di luppolo e poi ritorneremo poi live pochi minuti prima dei 14 per la sfida di Supercoppa tra Anteno Sport Padova e Verona Calcio a 5, restate con noi, mi raccomando. Pensavo che dicevi Arzignano, un po' di confusione.
Eccoci in diretta nuovamente, questa volta però dalla cabina di commento Stefano Testoni e Udino Baggio per raccontarvi tra pochi istanti, mentre li vedete già inquadrati i giocatori del Verona che saranno opposti a quelli dell'Antennero Sport Padova nella sfida che assegnerà la finale di Supercoppa di C1 2023-2024 tra le due regine dello scorso anno, Antenore che un anno fa vinse qui la Coppa Veneto italiana di C1 battendo 2-0 il Conegliano, mentre Verona che si aggiudicò il campionato di C1, due squadre che si affrontano anche in Serie B la prossima settimana, chiuderanno il girone di andata proprio del girone B cadetto. Intanto entrano le squadre con l'inno del futsal. Sì, e benvenuti ancora una volta in diretta su tutti i nostri canali di Futsal Veneto TV. Siamo pronti alla prima di 3 finali che vedremo qui oggi alla Belboté. A sinistra in maglia rossa l'Antenore, mentre a destra con la casacca bianca e le spalle blu il Verona Calcio a 5. Due squadre che si affronteranno la settimana prossima, sta guardando anche il team Giorgione, avversario, ci si gioca settimana prossima, fra pochi giorni. Sì, due Alziamoci squadre. per ascoltare l'inno. Di solito lo canto, questa volta evito, poca voce, la tengo. L'inno italiano di Goffredo Mamelli ad aprire le danze di questa finale di Supercoppa, anche un modo diverso di vivere l'inno italiano, Antenore abbracciata, Verona invece tutti ordinatamente disposti, una riga orizzontale, due capitali intanto ci sono De Vivo per l'Antenore e Campana del Verona a decidere chi andrà a battere il primo calcio d'avvio, che avrà il possesso di palla. Raccontaci un po' di numeri intanto finché i giocatori si salutano in campo, Udi. Sì, due squadre che sono vicine in classifica in Serie B nel girone B, quinto la squadra veronese mentre quarta la squadra patavina, quindi molto equilibrata sarà anche questa sfida. La prossima settimana appunto si affronteranno di nuovo, quindi starà anche a guardare il team Giorgione, perché poi con la chiusura della prossima giornata si aggiudicheranno anche con il termine del girone d'andata le prime 4 in classifica, quindi la partecipazione alla Coppa. Al turno preliminare di Coppa, già primo contro quarta, seconda, terza, poi la finale, poi chi passa va alle Final 8. Finali, playoff che insomma hanno sorriso all'Antenero Sport Padova lo scorso anno, arrivato secondo in campionato, poi successo ai rigori in quel di Iesi che ha spalancato la porta per la Serie B, una Serie B meritatissima sul campo per entrambe le squadre. Tra l'altro entrambe le squadre arrivano dall'ultima partita di campionato giocata contro l'Eagles. Per l'Antenore è finita 7-3 con la vittoria del 21 dicembre, mentre per quanto riguarda Verona il 7 dicembre per 7-1. Intanto prima ci sarà il minuto di silenzio per la bandiera del Torino
ha giocato anche con la Fiorentina, è stato allenatore, commentatore, ha vestito anche 5 volte la maglia nazionale italiana. Alziamoci in piedi allora ancora per ricordare Aldo Agroppi con i 2 quintetti e i direttori di gara al centro del campo. Il fischio del signor Giacomo Giuliano, sezione di Vicenza, Vicentino anche secondo arbitro Valerio Nori, invece dalla sezione di Schio il crono è affidato al signor Stefano Billo che va a prendere postazione nel tavolone centrale qui alla Belbotea Arena. Ultima giornata di gara, oggi Udino ci va bene, ne abbiamo soltanto 3 da commentare. Un piccolo sconto. Intanto chiedo a lei la signora Bazzerla. Quindi abbiamo anche il vicepresidente della FIGC del Veneto, dobbiamo parlare bene, ormai il buon Beppi Ruzza è abituato alle nostre cavolate. Arriva dopo, c'è anche la finale di eccellenza, di Coppa di Eccellenza in quel di Scorzè, giusto? C'è la squadra del cuore qua del Verona, ho capito, sappiamo già per chi tifa, la vicepresidente. Prima invece io con Marco Langei, vice allenatore del Verona, ho detto da buon vicentino non tifo né Verona né Padova, assolutamente. Neutralissimo. Bisogna essere neutrali, l'importante è, come abbiamo detto prima, che ci sia grande spettacolo. I veronesi intanto sul punto di battuta per dare a questa Supercoppa, manovrare il primo pallone, ricordiamo già protagonista lo scorso anno, l'Antenore vinse la Coppa. Il Verona invece, che già perde il primo possesso con un errore del capitano Campana, uscì subito dal primo turno battuto dal Cosmos 9, Udi. Beh, scusami se mi intrometto, ma ti dico già di guardare bene il numero 25, il buon Giacomo Grieco. L'anno scorso mi sono innamorato sportivamente parlando, un gran gol in finale, giocatore non dotato di un grande fisico ma di un carattere e anche di una grande qualità, come tante c'è qualità in campo. Attenzione al tiro da fuori, poi sotto porta, arriva al tappin Paulinho Cabral, viene aiutato a rialzarsi, subito pericolo Antenore, Udi. La palla messa con i giri giusti qui dentro, vediamo se ci sarà il replay, ma è arrivato nel secondo palo Cabral. Detto Grieco mette in laterale il tentativo di passaggio filtrante di capitano Campana. Nel quintetto vedo Tozzi, Campana con il numero 6 Menegazzo, il pallone toccato, sfilato via da un giocatore del Verona, il numero 7 Gagliano. Tra i pali mi sembra di vedere Di Fazio, il numero 1 Di Fazio, aiutami anche tu nel leggere i numeri. Dalla parte opposta, attenzione, intanto ci sono Paulinho Cabral, c'è Grieco, c'è Cinquino che sta cercando di dar fastidio ora con Francesco De Vivo, la manovra, l'azione del Verona, un Verona che perde il possesso del pallone. Tra i pali per l'Antenore, ovviamente Emilio Mingardo per il test, anche Edoardo da oggi. Mi sono intestarito su Edoardo, abbiamo letto talmente tanti nomi quest'oggi che, cioè in questi 4 giorni che potrei chiamarti anche Gian Giovanni Battista. Anzi, potremmo essere Baldassarre e Melchiorre. Sì. Il terzo chi era? Anche perché speriamo che arrivi anche per noi la Befana. A me oggi è arrivata la Befana da te oggi? No, non è arrivata? No. Vabbè, mi è arrivato l'ovetto Kinder perché Forse non ha fatto a tempo a vederla. no, perché mia moglie ha pensato a me, l'ovetto Kinder mi è arrivato. Con sorpresa. Certo, sì, l'ho data a mio figlio 15 anni che l'ha buttata via. Ma vabbè, dai, non importa. Speriamo di avere un ovetto Kinder con sorpresa anche in questa partita. Intanto, fermato da Cinquino. Subito comunque ritmi elevati, in palio c'è la Supercoppa Veneto di C1 dello scorso anno. Le due squadre che vogliono dar subito un'impronta. C'è un fallo forse, non fischiato. Non ravvisato.
praticamente placcato all'indietro. C'è del numero 5 del capitano Francesco De Dio, ha usato l'esperienza, intanto recupera il pallone, il numero 7 il tiro poi di Tozzi sul recupero di Maxime Gagliano. Si scadono già gli animi in campo. Abbiamo visto tanta correttezza sportiva, gli arbitri che hanno lasciato molto correre, un po' di tensione nell'ultimo quarto di finale dell'altra sera, dove sono volati un po' di rossi, un po' di finte risse, perché poi non sono mai state risse. Vabbè, chiaro, poi Intanto c'è il primo fallo di Cinquino. e poi è anche logico che più alta sia la posta in palio e più ci sia tensione in campo, e quindi di conseguenza i ragazzi di entrambe le squadre vogliono mettere tutta la grinta possibile. Intanto inquadrata la panchina del Verona, ricordiamo questa è la prima finale della 4 giorni di Tombolo, recupera intanto Grieco, lo scambio che non riesce ad andare a buon fine, ancora palla recuperata da Grieco, lottano in campo, l'apertura per Menegazzo che avanza avanti il pallone per Gagliano, portato a terra, e qui però bisogna anche che i direttori di gara iniziano a tirare fuori magari dei cartellini, Sì, così almeno placheranno i bollenti spiriti di questo avvio di gara. Se è stato quel giocatore della panchina dell'Antenore a spingere un avversario, non lo doveva fare. Ci vuole un intervento tempestivo da parte degli arbitri per cercare di placare questa situazione che è degenerata subito in uno scontro Tra numeri arrivato sette. al Paolino, sì esatto, Cabral, il numero 7 del Verona Gagliano, sì. Dato tra i pali ci sono i due numeri, uno di Fazio per il Verona e Ballarine per l'Antenore. Siamo tranquilli, non avevamo visto. Il direttore di gara, il signor Zuglian di Vicenza, ammonisce entrambi i giocatori, intanto i due numeri 7. È giusto così anche. E fa vedere anche, ragazzi, sono passati 2 minuti e 7 secondi, o ci diamo una calmata oppure la doccia ovviamente fredda, perché fino a quando arriva il fischio finale deve essere calda, deve essere fredda la doccia, così chi va fuori prima si fa un piccolo esame di coscienza, ma ripetiamo, è comunque una finale, due squadre che vogliono prendersi poi anche in pass di coppa la prossima settimana, quindi c'è già tensione. Settimana prossima a Verona, l'ultima di andata proprio tra Verona e Antenore. Con l'Antenore ricordami che ha quanti punti di vantaggio sul Verona? 1. Un punto, e poi 2 sul Team Giorgione. Sì, un quindi punto. insomma un finale. Dov'è che gioca il Team Giorgione la settimana prossima? Il team Giorgione dovrebbe giocare proprio qui in casa, te lo dico subito. Intanto il laterale è per il Verona. Sì, proprio qui in casa contro il Neugris. Ok, intanto recupera ancora il Verona, vedremo un fallo solo commesso, recupera il pallone non tratto Jacopo Rizzi, che però poi lo scaramenta fuori, dopo ripartire il Verona. Ci sono due under, La Torre, tra l'altro La Torre è giocatore arrivato qui lo scorso anno mi pare al Team Giorgione, poi ceduto in estate alla formazione, correggimi se sbaglio, fatto palla per Locrati, ha cambiato tutto il quintetto, c'è anche dentro Cesari, il numero 15 è uno dei due giocatori che ha segnato lo scorso anno nella finalissima con Conegliano, vinto 2-0, nel primo tempo il gol del 15 Patavino, poi il raddoppio del 25 Grieco nella ripresa. Qualche cambio anche tra le file del Verona, c'è Ciornelli dentro, palla proprio dove essere recapitata a lui. Vediamo se i due gialli hanno un po' calmato le acque. Udu. Sì, speriamo che si siano appunto calmate le acque, perché la partita era iniziata con dei brutti gesti da parte di entrambi i numeri 7. Dato in testa Tozzi, anticipa Rizzi. Di che anno è Tozzi, il 2 del Verona? Chiedo a te che hai le 2005. 2005 giovane, infatti si vede che è Anche lui giovane. ne fa 20, sì. Proprio Tozzi ad anticipare, a cercare il contro break per il suo Verona. Anticipo su Ciurnelli, dunque il laterale Verona quasi all'altezza della linea di metà campo. E l'abbiamo visto proprio qui in campionato contro il team Giorgione, il numero 7 che è stato poco fa ammonito dell'Antenore, Paolino Cabral. Ha segnato una doppietta, poi alla fine la partita finì 5-4 per il team in rimonta. Ciurnelli dentro per Campana, la paratona di Simone Ballarin che si ritrova lì all'ultimo il pallone, vola
Questa è la prima grande occasione. Sì, primo affondo del Verona che con Campana fa partire un missile, bravissimo il numero 1 2003 Ballarin. Ora c'è il corner, si accende dopo quasi 4 minuti la partita. Campana fa sfidare ancora per Ciurnelli il pallone, altro calcio d'angolo da sempre Menegazzo. Fino a questo momento più Verona in avanti rispetto all'Antenore. Sì, è lunga però, vale per Ciurnelli che viene anticipato a Cesari di esperienza, c'è un po' regalo un pallone a Campana, c'è però Jacopo Rizzi che aiuta la sua squadra sull'errore del compagno. Era stato fuori Campana, c'è un cambio, c'è Riccardo Fantasia e chissà che il suo cognome non ci regali qualche giocata distinta. Non si può dire no di vicepresidente, mi raccomando. Menegazzo intanto lotta per il buon Tozzi, Ciurnello peccato al Cesari, va a terra, non c'è il fallo. molto alta l'intensità fin qui. E poi visto anche il pressing forsennato. sì, visto anche il grigiore del tempo, siamo quasi in terra inglese come arbitraggio. Sì, come abbiamo visto fin qui alla Belboté, sempre stato utilizzato questo metodo arbitrale. Fallo intanto di Fantasia, si sono tirati entrambi le magliette, credo che a fine gara non se le scambieranno visto l'inizio di questa partita. È un modo di vedere il metodo arbitrale, ne gioisce anche chi guarda la partita senza troppe interruzioni. 1-1 intanto situazione falli, salutiamo anche tutti gli amici da casa che ci stanno seguendo, so che in molti hanno scritto e ci hanno anche offeso, no scherzo dai, ci vogliono bene Udino. Attenzione a Cesari che ha la puntata da punizione, ci prova ma è un tiro centrale da giocare che Ballarin spinge lontano. Sai che forse Cesari l'anno scorso ha segnato proprio su punizione il gol dell'1-0, non vorrei sbagliare ma ricordo un gol commentato suo di punizione, anche se il miglior commento ad un gol nelle finali, lo può confermare che Don Michele Giambattista dalla regia di Tutto Veneto TV, è il taccazzo di Brunelli, perché è semplice dire tacconazzo, ma il taccazzo di Brunelli è stata tanta cosa in una finale proprio contro il Verona. Giocavo col futsal Giorgione, poi Brunelli ha scalato i campionati, è andato a giocare in A1, adesso mi sembra che in due attenzione la palla è mezzo per Tozzi, c'è il fallo e un poker di cambi, un po' come abbiamo visto ieri, non mi ricordo che squadra. Mi pareva fosse il Mestre Fenice, no? Mestre Fenice, Marco Polo, beh, fatto sta che Potrebbe essere. questo è sinonimo di avere due quartetti alla stessa portata, poi dipende sempre dall'allenatore ad allenatore, ricordiamo Andrea Rozzato per l'Antenore Sport Padova e Carlos Giorgio, che sono Carlos Giorgio allenatore quest'anno, era delle rappresentative femminili, quest'anno è rappresentativa under 19, mentre Rozzato mi pare under 17, comunque entrambi nel giro della FIGC, quindi intanto il tiro è ancora a scaldare i riflessi di Ballarin che è preciso tra i pali. È un'altra punizione dopo quella battuta dall'Antenore Sport Padova, qui il numero 2 non impensierisce il portiere dell'Antenore che comunque mette in angolo, non è sicuro nella presa. Campana mi sembra sul punto di battuta del corner, palla in mezzo, Seralì. Intanto un buon numero di pubblico nonostante la partita delle 2 del pomeriggio, significa che anche la gente ha fame di futsal e dopo le mangiate di queste feste, insomma un po' di dieta ci può anche stare. O forse hanno sentito la pubblicità ottima fatta da te sui bigoli. D'altra parte sì. Qui della... Cosa hai mangiato a pranzo tu oggi? Ho fatto solo colazione finora. Io zuppa di cipolle. Non so se si sente qui, bravissimo Ballarin sulla girata improvvisa di Ciurnelli, altra occasione e Verona che vuole con più insistenza il gol rispetto all'Antenore, se lo meriterebbe anche. Lo rivedremo tra poco. Comunque è arrivato da dietro, si è inserito e ha fatto partire palla un destro per Tozzi che si coordina, Ballarin arriva sul pallone, c'è stata una spinta non fallosa, il lancio lungo di Ballarin per Greco anticipato da Tozzi, palla da Campana che la perde perché è bravo a recuperare il capitano Vivo, poi Greco va a terra, c'è il vantaggio, c'è un secondo fallo, dunque ci sarà questo fallo, più probabilmente anche il cumulativo di dopo, ammonito dato Campana, quindi la situazione fallo dovrebbe diventare
di 3 per il Verona. E qui molto bravo Cabral a cercare questo fallo con il dribbling poi arpionato da Campana. Intanto qualche sorriso di De Vivo alla panchina veronese. È una partita molto fisica fin qui. Sì. Vediamo se arriva, cioè andrà Rozzato lì in piedi, secondo me glielo chiederà, sì, e lui attento, aspetta, è stato munito 6, infatti arriva anche il fallo cumulativo. Bravo il direttore di gara, il signor Giacomo Giuliano di Vicenza, coadiuvato dal secondo Valerio Nori, ha dato anche il cumulativo, aveva fatto continuare il gioco. Attenzione a questa punizione, c'è Domenico Cinquino, maglia numero 10 sul punto di battuta. Il fischio, vediamo se Cinquino va a cacciare direttamente, così è, ma trova sulla riga di porta, per tutti va il vantaggio di Paolino Cabral che sotto porta al primo vero affondo mette la freccia Antero Sport Padova, avanti 1-0. Attaccava di più il Verona, aveva creato qualche occasione, però al primo vero affondo, alla prima vera occasione l'Antenore con una palla in mischia, rimpallata dopo la punizione del numero 10, bravo Cabral a farsi trovare pronto lì e quindi è 1-0. 1-0, ma il Verona che attacca, perde il pallone, lo recupera, però bravo, attenzione, c'è un caos lì in area, arriva un corner, c'è tanta confusione. Ne abbiamo viste tante in queste partite in area, quando anche il tuo arbitrale fa sfilare. Intanto c'è Rozzato già con in mano il diritto del time out, non credo che lo voglia chiamare ora che è passato anche in vantaggio la sua squadra. Altro corner, direzione di Cinquino, intanto qua Samagna se beve, C'è un profumino, sì. scodellata la palla per Campana che svirgola il pallone, Ballerina esce, ancora Campana. Non c'è il fallo come chiedevano, soprattutto lo chiedeva Alessandro Mastroianni, preparatore di portieri dell'Antenore Sport Padova. È da capire se Solitamente, comunque, abbiamo visto che nel replay noi ci siamo perso, stavamo vedendo cosa succedeva, solitamente una carica sul portiere 99,9% viene sempre fischiata. sì, Anche perché Campana aveva avuto la palla con la porta vuota per il 1-1. sì, ha avuto la doppia occasione, entrambi i tiri al volo per Campana. Non è stato fischiato il fallo, c'era Ciurnelli che era andato a pressare il numero 1 in maglia rossa. Fantasia intanto ruba palla a Cabral, poi la regala a Grieco, Campana! Sinistro, fuori Sembrava di dentro quasi. Sì. Da qui l'illusione proprio di una traiettoria, la rivediamo. Grande sinistro di Campana che fa svegliare anche il pubblico. Grieco. Non puoi sbagliare sul mio pupillo, Più bravo ancora Grieco a recuperare Cabral, l'autore del gol che sta decidendo la partita. Cinquino, dietro c'è il capitano De Vivo che riceve il pallone, lo giro destra per Grieco che va via ma viene fermato da Tozzi. Poteva anche prendere un fallo qui Grieco forse. Di testa per Campana che poi mette giù la sfera, la rilancia per Ciurnelli che viene fermato da Cabral. E Ciurnelli si lamenta ma Cabral non può smaterializzarsi. Sì, esatto, non poteva, hai usato il termine giusto, smaterializzarsi. Polverizzarsi. Polverizzarsi, tocchiamo ferro, perché Verona che non merita di stare sotto, ma alla fine se il pallone è entrato è giusto così. Vantaggio Antenore, 13:30 da giocare, 3 falli Antenore, 2 Verona, partita intensa, combattuta, palla per Ciurnelli che va sul fondo, mette in mezzo un pallone, ennesimo corner. Sì, bella partita fin qui, attacchi e contrattacchi, entrambe le squadre ci credono. Fin qui abbiamo visto una partita equilibrata e ci auguriamo che arrivino tanti gol. Fatto fuori Grieco, rientra con i 3 Leonardo Locrati. Qualcuno riapparirà dai teloni della Belboté ed eccolo qui il numero 8, Fantasia. Conta il direttore di gara, il signor Nori di Vicenza, palla per Tozzi che si aggiusta il tiro sul sinistro, non c'è deviazione, dunque ancora cambi, rientra Cesari, al posto capitano De Vivo, cambia il quartetto, Locrati possesso palla, Cinquino, giro palla verso Jacopo Rizzi che cerca di via sul laterale, Rizzi poi da dietro per Cesari, lo scambio con la destra verso Cinquino, palla per Rizzi che dà l'opportunità a Cinquino, bravo a recuperare il pallone, però poi c'è il 10 avversario che glielo scippa di nuovo, intanto Rizzi sembra aver tenuto per la maglia l'avversario. Rizzi, attenzione, palla sporca per Locrati che va sul fondo, c'è poi bravo
il portiere di Fazio, anche qui ci stava comunque un fallo. Le magliette da S diventano XXL in questa partita. È una ripartenza in 3 contro 1 non sfruttata per i ragazzi di Mister Rozzato. Posso dire una cavolata? Che mi è venuta in mente adesso. Tu sai perché Superman porta una maglia tillata? Per mostrare i muscoli. No, perché è una S. Superman. La S, la taglia S come la S di Superman. Sì, sì. Dopo questa basta. C'è di Giambattista che vorrebbe cacciarmi a pedate nel culo, ma non può. Almeno spero. Rizzi intanto, torniamo in cronaca con Rizzi che va sul fondo, il destro in mezzo. Non sapeva nemmeno lui se tirare o metterla dentro, non c'è arrivato l'occhio finché ha provato un colpo così. Sì, con il tacco un esatto. po', corpo un po' in avanti. Bravo Rizzi ad andare via sulla destra, tornare leggermente all'indietro. Ha anche un missile stile terra-aria Top Gun qui, buona la giocata del Verona che tiene vivo il pallone. Ora palla per Belfacchi appena entrato in campo, la palla sfila fuori, dunque laterale per la squadra oggi ospite, vittoriosa qui giusto un anno fa circa alla Belbote Arena, alzò al cielo la Coppa Italia del Veneto di C1. Il rinvio intanto recupera il pallone subito il Verona con Menegazzo rientrato in campo con mister Carlos Giorgio che vuole anche lui dare cambi ai suoi per avere sempre forze fresche sul terreno della Belbote Arena. Paolino Cabral, autore del gol, il migliore dei suoi, marcatore dell'Antenore con 8 reti attualmente in stagione. Belfacchino perde il pallone nonostante lo perde per un secondo momento perché c'è il numero 21 La Torre che va via veloce. È buona qui la lettura del numero 6 in maglia bianca del Verona, Menegazzo. Chiude con il raddoppio. Si mandano fiori e cuoricini La Torre e Fantasia. Reo, a modo di dire, del 21 rosso di una spintarella inutile. Direttore di gara li ha richiamati, nulla di fatto comunque. Finale di Supercoppa che dopo l'inizio con lo scontro tra i due numeri 7 si sono un po' placati gli animi qui nella Belbote. Sì, perché oltre ai cartellini che possono costare caro c'è anche l'integrità fisica da mantenere. L'attore è stato fermato. Sabato ci si trova di nuovo in campionato e sarà ancora fuori casa l'Antenore. Sì, proprio Verona, si affronteranno di nuovo le due squadre, quindi un'andata diciamo. Giocata per La Torre, buona giocata con la pivota di Rizzi, poi La Torre conclude un sinistro fuori specchio, intanto entra anche Alberto Donin, il fratello Donin, oggi giocatore della Came, l'ho commentato più volte a Mantova nel giro della nazionale italiana. Supercoppa qui oggi in campo neutro, poi invece nella sfida di campionato ci sarà il Verona in casa e quindi potrà contare anche sull'apporto del proprio pubblico. Donin intanto recupera ancora lo scambio sulla destra per Belfacchi che va ancora da Donin, il pallone però è uscito, dunque sarà rimessa laterale Antenore, 10:39 da giocare. Non ha più messo in campo mister Rozzato, almeno mi è parso il numero 7 Cabral dopo il giallo, infatti lo vediamo proprio ora rialzarsi sulla sinistra. Tra poco pronto ad entrare insieme ad altri due compagni di squadra, 3 cambi pronti per il tecnico padovano. Palla lunga intanto per Rizzi, poi di testa la allunga Menegazzo proprio tra le mani di Fazio. Pericolo. E corre anche un rischio sì qui Menegazzo. Partita che è ferma ancora sull'1-0 per l'Antenore. Ci prova Gagliano, recupera palla per quell'istante Belfacchi, ma Cesari fisicamente un gigante lì in mezzo, sì, Gagliano. Palla proprio per Cesari, il tocco di Belfacchi si complica un po' la vita, spara lontano, recupera comunque con Donini, ancora la palla del Verona, palla per Belfacchi, un po' litigano, però ora a mettere ordine c'è Menegazzo. Donin ancora per Menegazzo, poi la palla aperta Gagliano, Menegazzo va sul fondo, mette in mezzo un pallone e poi il pareggio sotto porta di Gagliano, mi sembra sì, è stato di Gagliano, quindi 1-1 Maxime Gagliano, il 7 veronese,
49-46, rimette le cose in parità per lo spettacolo e per quanto ho visto il risultato giusto. Il risultato giusto, sì, test fin qui, lo rivediamo, va via sulla sinistra Menegazzo con il numero 6, mette il pallone in mezzo, poi la palla resta lì toccata dal portiere Ballarin e bravo il numero 7 Galliano nel tap-in. 2 gol simili comunque. Intanto è 1-1, E tra l'altro segnano entrambi i numeri 7. entrambi ammoniti, quindi al momento fanno tutto loro. È una sfida Galliano-Cabral per ora. Grieco, De Vivo, prolunga proprio per Cabral, che riprende il pallone, Grieco ancora De Vivo, Cinquino riceve il pallone sulla riga di metà campo, poi scavalca la stessa con De Vivo che cerca la giocata, va a Tare il numero 11, sono tutti per Tare, c'è il caos e poi il tiro di De Vivo che chiede scusa a Grieco. E qui ci poteva stare anche il fallo. Ci poteva stare, ce ne sono tanti falli, ci potrebbero stare, ma che non abbiamo visto fischiare. Però giustamente non fischia da una parte, non fischia nemmeno dall'altra e si gioca. Dato Menegazzo per Donin che prolunga avanti, impreciso tra il passaggio per Galliano, 8,59. Il Galliano che raggiunge la doppia cifra di reti stagionali segnate fin qui. E quindi come Cabral il migliore dei suoi a livello realizzativo. Cabral trattenuto, va via, recupera bene il pallone a metà campo, bel Faki per Cabral, in scivolata lo toglie dal piede di Donin che andrà a battere il laterale. Pronto il 15 giallo-blu, palla avanti per il numero 11 bel Faki, ne va a buon fine. Si sentono anche le sirene della tribuna, quindi dato inquadrata la panchina di Carlos Giorgio, quella del Verona. Palla lunga intanto, imprecisa di Cinquino che finisce addirittura alle spalle del portiere di Fazio. È pressato qui Cinquino, non aveva altra scelta da fare, la palla però è troppo lunga, quindi riparte Verona. Vogliono anche il 2-1 i piccoli tifosi qui in tribuna. Aumenterebbe ancora lo spettacolo, quindi palla per Grieco ma esce di Fazio che rilancia lontano. È spettacolo che non è mancato fin qui oggi alla Belboté. Assolutamente, e ci auguriamo di vederlo anche nella finale di C2 e di C1 alle 16:30 e 19, sempre qui live sulla pagina YouTube della Lega Nazionale Dilettanti FGC del Veneto con la regia di Futsal Veneto TV, il commento di Stefano Testoni, Dino Baggio, Proplus con le calze, gli highlights sempre disponibili. Attenzione al tiro. Deve fare sul tiro di Donin e c'è il time out chiesto da mister Carlos Giorgio che andiamo a sentire a 8 minuti e 7 secondi dal riposo. Molte volte è pressato e noi siamo così, bloccati con punto di riferimento, quindi più movimento senza palla. Quando scarico, valuto se andare via o meno. Se è tanto pressato allora do un appoggio semplice, se non è pressato allora taglio lungo, ok? Andiamo anche dentro con la... lo so, appunto, cioè, fai finta di andare, mi manca anche quello, finta di andare e torno indietro. E sempre davanti, il pivot bene, anche con la corta, palla qua corta, però deve essere comoda per il pivot e andiamo a rimorchio. Okay? Mi serve anche che attaccate subito quando prendiamo palla lo sviluppo dell'azione. Lì serve più bloccarla subito, non farla sviluppare. Forza! Ecco nuovamente le squadre in campo dopo il minuto di sospensione chiesto da mister Carlos Giorgio che ha messo ordine ai suoi ma soprattutto avrà chiesto, non l'abbiamo né sentito né visto perché ci siamo fatti anche i fatti nostri, Udino, a parte gli scherzi stiamo già preparando quella che sarà poi la premiazione anche e a cui assisteremo al termine della gara con i nomi di chi andrà a premiare o Antenore o Verona. Al momento nessuna delle due perché in caso di parità supplementari ed eventuali rigori, chissà. E chissà, sì, non abbiamo ancora visto i rigori, per ora la partita è molto equilibrata, ma come tante altre partite viste
in queste final eight alla Belboté. Poi Fino alla fine non è discontato perché abbiamo visto partite rischiare e anche finire proprio negli ultimi secondi con risultati diversi. Qui intanto c'è il fallo. sì, il fallo per tocco di mano, qui pensavo fosse uscita la palla, il ragazzo numero 5. Ingenuità perché costa il quarto fallo al Verona questo, Sì, a 7:45 dalla fine. fermato Grieco, mettendo ancora il pallone, poi lo spara sulla sua panchina Menegazzo, stava per distruggere qualche compagno di squadra. Tu ne hai fatte poche telecronache ma non ti è successo, attenzione però Grieco fermato lì, ancora palla per Grieco, Che mi è arrivato il pallone. pallonate. No, ancora non è successo, anche perché qui in alto alla Belboté. Ok. Intanto esce come Karate Kid, dai la cera, togli la cera, ma nel momento giusto È uscito Chiara Ballarin. Kung Fu Ballarin, sì. Beh, io nella mia umile carriera ho visto un computer rotto, per fortuna non mio, ma di cui mi stava vicino, e poi una pallonata in una delle poche partite che mi sono visto da bordo campo senza commento, ospite, una sparata di un certo John Jairo Piniglia Cubillo. Vatti a vedere qualche video del colombiano che ha vestito la maglia dell'Arzignano, un fenomeno. È entrato anche Bortolini, tra l'altro, nell'Antenore, il numero 11. 11, sì. Attenzione alla girata di Locati con Cesari, bravo ad imbeccare ancora Cabral, non riesce però a giocare bene il pallone, ma lo recupera ancora Cabral nonostante la triple marcatura. Ora però la palla viene persa dal 7 Bianco Scudato, la prende di nuovo, la restituzione a Cesari che si prende lo spazio, palla per Cabral e con la faccia penso Di Fazio, paratona di Fazio. E ci mette la faccia qui Di Fazio, e abbiamo rivisto Cesari molto bravo a puntare l'uomo, poi a scaricare con l'arrivo di Cabral alle spalle, e Cabral va a tirare proprio in faccia al portiere Di Fazio del Verona. Aveva giocato di precisione con tanto Locati, fermato, il fallo è suo, il terzo. Si lamenta di aver preso una pedata il numero 3 Pattavino. Antenore Sport Padova, società che sta puntando molto, sempre di più anche sul settore giovanile in una provincia, quella padovana, che ha una squadra di massima serie, il Petrarca Padova. E Dio che intanto c'è la spinta non ravvisata di Rizzi, la palla per Locati, fermato nel momento giusto dalla Valle, è entrato in campo dalla Valle, mi sembra proprio pochi istanti fa, e subito a salvare i suoi. Lo rivediamo. E lo rivediamo, c'è Rizzi che tocca il pallone per il compagno dietro, non riesce a scaricare in porta. Cesari, Rizzi portato a terra, un rigore così non te lo darà mai Jacopo. Ed è la seconda palla, tra l'altro, in pochi minuti di Cesari, messa proprio in verticale per il compagno, palle molto pericolose ed insidiose. Pericolose, ma che il Verona non può più permettere, perché due ne ha fatte, l'hai detto bene, basta. Tanto qua Rizzi sbaglia il tiro sinistro. Tra l'altro un rigore del genere mi sembrava che non fosse stato dato anche prima, là giusto una trattenuta, una punizione, quindi insomma Sì, mantiene lo stesso metodo di giudizio, esatto. l'arbitro. Campana che intanto è rientrato, Tozzi alza l'antenna nel suo baricentro, palla dietro ancora per Tozzi, lo scambio per Capitan Campana, si fa vedere dalla Valle che riceve il pallone, ancora dalla Valle da Campana, Tozzi, palla fuori, laterale per l'Antenore. E più Antenore che Verona in questi ultimi minuti, Sì, con sì, ha le alzato- conclusioni. Ha alzato il ritmo e intensità la formazione di mister Rozzato, momento invece di stasi per la squadra allenata da Carlos Giorgio. Sì, un gol alla fine è arrivato anche dall'unica vera grande occasione. Sì. Poi sì, qualche tiro, una punizione, però fin qui meriterebbe l'Antenore. Locati dietro per Rizzi che perde il pallone, lo recupera in qualche istante, poi va via e non c'è il fallo. Intervento sul pallone qui da parte del numero 3 Locrati, Leonardo. Sul Gagliano per il gol. E infatti non protesta nemmeno Galiano. No, 4 i falli commessi dal Verona, 3 quelli dell'Antenore. Cesari
gira il pallone per Rizzi che va a puntare Campana. Rizzi però viene raddoppiato il marcatore, ma comunque sul fondo ci riesce, mette in mezzo un pallone dove arriva Bortolini, proprio all'ultimo Bortolino, mezzo dello scambio con attenzione Campana, ed è bravissimo il portiere Ballarin che non cade nel tranello, resta in piedi, però dall'altra parte è troppo profondo qui, doveva giocarla meglio Bortolini. Tiene però anche il cambio Rizzi importante. E lo rivediamo qui appunto Campana a tirare sicuramente a cercare il tunnel su Ballarin che è bravo a scendere con il ginocchio sinistro. Alla valle per Campana che viene scaraventato a terra ma senza fallo, occhiataccia al primo arbitro signor Giuliano Di Vicenzo. 4:20 sul cronometro, Antenore che deve stare attenta ai falli. Ballarin fermata, la palla arriva direttamente dalle parti di Gianluigi Di Fazio che può far ripartire il gioco di suoi con un rilancio lungo verso il numero 17 che va a calciare Ciurnelli. È come si è girato qui Cristian Ciurnelli. Intanto c'è il time out. Andiamo ad ascoltare e a vedere un Andrea Rossato abbastanza imbestialito. Cazzo così, ok? Prima linea a metà e abbiamo 18 transizioni da andare a fare. Però quando andiamo a fare transizioni spacca la porta, Jacopo. Spacca la porta, andiamo a mettere sta palla sotto la traversa, ok? Oh. Due falli, Dani ammonito, ok? Attenzione, 1 contro 1 sulla banda, seguo il mio e non vado a prendere quell'1-2 là, ok? Allora abbiamo tirato la bomba sotto la traversa della dai. Ecco di nuovo le squadre in campo. Andrea Rossato insomma non le ha mandate a dire i suoi, lo Giorgio invece più pacato, anche se il Verona, come dicevi prima, stava un po' subendo in questa ultima parte di gioco. È Verona sì che non è ancora entrato nel vivo del gioco, più in campo mentalmente, anche con le occasioni, con i numeri, invece l'Antenore infatti si è sicuramente lamentato con i suoi giocatori, mister Rossato Andrea, l'abbiamo visto imbufalito probabilmente per le 2 o 3 occasioni non finalizzate. 3:50 Campana, Tozzi Bella Valle riceve il pallone, si va a vedere Ciurnelli ma la sfera arriva ora da Ciurnelli che cerca lo scambio, c'è però il fallo, quarto fallo pari, un fallo di Grieco che sembrava avesse recuperato il pallone, va a dialogare con il direttore di gara a dire non ho fatto nulla, punizione intanto, c'è pronto sul punto di battuta Tozzi. E qui a livello di dati parità a tutti gli effetti, 1-1, 4 falli pari, entrambi i numeri 7 in gol, entrambi i numeri 7 ammoniti. Ora punizione per il numero 10. Da 3:38 da giocare, pari anche quello. Campana per Tozzi che carica il destro, deviazione di Grieco, dunque angolo, l'ultimo a toccare sia stato il numero 25. Pronto Bella Valle a mettere dentro il pallone, Ciurnelli lo rimanda dal giocatore, poi bravo Ciurnelli ad anticipare tutti. E qui non si intendono il portiere Ballarin Ballarin si è arrabbiato però il suo compagno De Vivo. A suo modo di vedere Ciurnelli ha spinto il numero 3, anzi il capitano De Vivo, il signor Nori di Vicenza ha detto di stare tranquilli, di continuare. Palla lunga intanto per Cabral che la domestica, salve per Cinquino, fermato al momento del tiro in scivolata da Ciurnelli, il laterale però è dell'Antenore. Ciurnelli rientra in fase di non possesso, 3:21 da giocare, 1-1, palla per Grieco e qui anche se Padova c'è una squadra di rugby forse non erano 3 punti del calcio perché la palla è andata talmente alta. Insomma, ha sbagliato, non era messo bene per il tiro Grieco. Sì, un tiro sbilenco quello di Grieco, sappiamo che ha le qualità, come ne parlavi tu appunto, in gol in pallonetto l'anno scorso, ce le ha le qualità per fare meglio. Campana sul punto di battuta di questo nuovo fallo laterale per i suoi, palla per Tozzi sul lato B di Grieco.
guadagna qualche metro la formazione di Carlos Giorgio. Entrambe le squadre ci mettono molta intensità, non lasciano lo spazio per andare al tiro. Campana, ancora lui, per Tozzi, che cercava un pallone mobile, Cabralla, poi in mezzo al campo se lo prende, va via, fermato Dalla Valle che in scivolata non riesce a prenderlo, ma c'è però Di Fazio onnipresente come collega Ballarin, anche oggi due portieri fondamentali. Sì, grande parata di Di Fazio, ma da sottolineare anche l'ottima percussione da parte del numero 7 Cabral. Dato Ciurmelli prende un pallone, poi arriva il tiro all'ultimo di Dalla Valle. Vorrei definire un futsal MMA a tratti. Sì, molto fisico, sì. Che poi è bello raccontarlo da qui, l'importante è che se devono prendersi, che la prendono tra di loro. Poi attenzione, qui c'era veramente il fallo, risposto di Ballarin. Campana ha proprio tolto la possibilità a Cabral di ripartire, 2:30 da giocare. E Cabral, forse l'abbiamo visto, sì, con un sorriso amaro. Deve stare attento anche a protestare in quanto ammonito. Però questa è la tredicesima partita che veleggia su questo lasciamo giocare il pallone, quindi giusto così. Qui va via Cabral di fantascienza, si accentra Cabral e poi fa tutto bene tranne l'ultima cosa, e perde la parte posta, sì, c'era Grieco da solo, voleva fare tutto da solo ma ha sbagliato in modo molto grave, quindi ha dato il tiro di Tozzi alto, era andato via con una serpentina lì sulla sinistra. Rozzato non è felice, beve, chissà se nella borraccia c'è dell'acqua, del tè oppure qualcosa di alcolico per togliersi di dosso quella bruttura che ha visto poc'anzi. Magari una tisana per cercare di tranquillizzarsi anche, vista la tensione. Anche Andrea è uno che comunque è energico, nonostante sembri, passami i termini, un professorino, no? Tutto lì, barba curato, occhialino, impostato, però è uno insomma che la sua strada se l'è costruita con le palle. Qui intanto il tiro di De Vivo di poco a lato, E l'abito non fa il mono, che l'abbiamo visto anche prima sbraitare con i propri giocatori durante il time out. E intanto 1:43 al termine, ancora risultato fermo sull'1-1. con sprazzi di energia focosa e anche di qualche tiro. Vediamo intanto qui, recupera palla ancora Rizzi, fermato a metà campo, però la palla arriva al numero 22 Dall'Occhio, che con Dall'Occhio li ha fatti giocare tutti quanti il mister Rozzato, a parte il numero 12 Alessandro Nazzari, gli altri sono tutti entrati. E Antenor è bravo fin qui, sempre nell'1 contro 1, a saltare l'uomo, a trovare lo spazio, a creare la superiorità numerica, meno invece bravo a concludere l'azione, a finalizzare tante situazioni di 2 contro 1 di vantaggio numerico. Campana da dietro, Ciurnelli si muove, non va via però Cesari, si riprende il pallone Menegasso e poi c'è il fallo di Ciurnelli che si prende anche il cartellino giallo, la carica di 101, un minuto 0-1 e c'è il quinto fallo, Antenor e giallo per il numero 17 Ciurnelli. Ed era proprio lì l'arbitro Valerio Nori di Vicenza. Infatti adesso l'ammonito Cesari, numero 15, giusto? No, è stato momento il 17 Ciurnelli. 17 Ciurnelli. Il fallo di Ciurnelli su Cesari, è costato il quinto fallo. Ultimo minuto di gioco, intanto vedremo ci saranno Rizzi cosa ne ha combinato, poi bravissime Tozzi nel recuperargli il pallone, Tozzi da Campana, palla fuori, giocata con un altro talento come Jacopo Rizzi. Cesari, Locreti dalla parte opposta, si fa vedere Gallocchio ma la palla arriva da Cesari che la prolunga ancora per Locreti, fa una guardia di Fazio che esce dai pali al limite dell'area, Tozzi, Menegazzo, Campana, Ciurnelli, movimento in avanti, Ciurnelli con la spalla tiene vivo il pallone, viene portato a terra, la palla è ancora viva con Gallocchio, in scambio però Menegazzo si prende il pallone, viene fermato, si tiene il pallone, poi c'è il fallo, il quinto fallo anche di Rizzi. A 22-8 dal termine. 5 falli per parte, difficile vedere un tiro libero, volevano un cartellino giallo quelli del Verona per pareggiare i conti anche delle targhette amarie.
È una partita molto intensa, tanti falli fin qui. Sì. Vediamo intanto una rincorsa di 10 metri abbondante per Tozzi, qualcosa meno per Capitan Campana, 22 da giocare, secondi di gioco, la rincorsa con Tozzi che va a scaricare il pallone direttamente, però adesso a Ballarin può ripetere nuovo Rizzi, un 2 contro 2, si va a vedere l'altro, Rizzi e c'è il palo, poi per la seconda lì la parata ancora di Di Fazio che salva i suoi proprio nella finale. Tozzi poi fermato da Cesari. Che finale, speriamo di rivederlo perché Antenore 2 volte vicino al vantaggio. Eccola qui, sì, la ripartenza del numero 23 che va a scaricare una bordata, deviazione, la palla poi finisce sul palo, resta lì al volo il numero 22 Gallocchio. Sì, intanto suona la sirena, si va al riposo sull'1-1, partita intensa, solo 2 gol ma non sono mancati brividi ed emozioni. A tra poco Dino. A tra poco.
Eccoci di nuovo live qui dalla Belbotea Arena dopo il pasticcio birroso. La birra è talmente fredda che l'abbiamo aperta, anzi l'ho aperta e ho fatto un casino, c'è birra dappertutto. Forse è segnale che non dobbiamo bere udino, ma l'importante è che non abbiano bevuto i giocatori perché ci dovranno regalare tra poco un secondo tempo degno di notte. Intanto vediamo se riusciamo a fare anche le parti. Dopo se vedrete delle macchie sulla mia gamba destra, non prendete paura, è dell'ottima Löwenbräu ghiacciata. Infatti l'ho detto, mamma mia, sembra ghiacciata. Sì, direttamente dal Polo Nord queste birre. E si ricomincia con l'Antenore che conduce subito, prova a spingersi in avanti, ma riparte velocemente il Verona. Dalla parte opposta c'è anche il numero 4 in cui non ci arriva sul pallone perché è bravissimo Ballerini a mettere fuori. Riparte il numero 2 da dietro, Tozzi, che scarica con il compagno, pressato dal capitano dell'Antenore De Vivo. Ho fatto su un poccio qua, ma non importa, dai, andiamo avanti. Dopo dovremo andare a lamentarci perché questa birra non la beviamo. Ma non importa, dai, le nostre corde vocali soffriranno comunque perché c'è una seconda, no, proprio non esce. Attenzione, qui intanto non riesce a prendere il pallone Grieco, rimessa laterale per la squadra veronese. Non ha toccato nessuno nel pallone, è arrivato direttamente dalla corner questa sfera, allora però ripartire dalla valle. Dietro per Tozzi, tiene vivo il pallone il giocatore del Verona, maglia numero 6 Menegazzo, che non riesce però a servire Gagliano, laterale comunque per la squadra di Carlos Giorgio. 1-1, risultato quello visto nel primo tempo, non sono mancate le azioni, i due portieri comunque hanno fatto ottima guardia della propria porta. Sì, una partita equilibrata fin qui alla Belbotea, 1-1, una partita molto fisica. E una birra di ricambio, chiedi anche una birra di ricambio. Abbiamo le prove che è ghiacciata, c'è del ghiaccio dentro. Con Team Giorgione che dietro le quinte sta lavorando in maniera impeccabile, c'è Vincenzo che oltre a fare lo speaker con una partita dell'altra va a far patatine, c'è Stefano, giocatore di Team Giorgione, mastro birraio per eccellenza, Spinatore professionista ormai. Lorenzo Spicci, Thomas Bragagnolo, anche Leo Sena, giocatore del team. Anche Leo, cioè praticamente insomma questa è la loro casa. Primo fallo intanto commesso dall'Antenore, che deve difendersi ora da un nuovo tentativo veronese. Tozzi, il 4 dalla valle, fermato da Cabral, ancora dalla valle sul punto di battuta, da rifare questo laterale perché aveva battuto praticamente sulla parte del parquet, non c'era proprio niente di nero, l'abbiamo visto da qui. Giorgio dalla valle per la precisione, palla dietro, Cinquino, Grieco, il movimento per Capitan De Vivo che tiene in vivo il gioco dando a Grieco. Cabral si accentra, lo scarico dalla parte opposta ancora per De Vivo, un po' quello che abbiamo visto nel primo tempo, tanto possesso palla dell'Antenore, vedremo se andrà a giocare Cabral in avanti, perde il pallone, attenzione al recupero, un contropiede con il numero 7 Gagliano che passa per dalla valle, Gagliano, il palo clamoroso di Maxime Gagliano che sfiora il bis. Incredibile quello che aveva costruito qui il Verona, con Gagliano che non è riuscito ad un centimetro, praticamente un gol già fatto. E vediamo il numero 7 Gagliano che cerca e trova l'1-2, poi non si sa nemmeno come abbia fatto a non spingere quel pallone in porta, probabilmente è arrivato troppo veloce. La partita resta sull'1-1, ma prima occasione del secondo tempo, dice Verona. Intanto formato Grieco, laterale Antenore. È un errore bello grande quello di Gagliano, che comunque ha rimesso in gioco i suoi nel primo tempo sullo svantaggio di Cabral che calcia dalla distanza. Non c'è deviazione, intanto tra le file del Verona c'è Mattia Menon tra i pali, ha cambiato allora l'estremo difensore mister Carlos Giorgio, spazio un tempo a testa, sì, hanno cambiato il portiere, ma probabilmente per far giocare entrambi il mister si fida di tutti e due i giocatori. E l'abbiamo visto, sì, i primi due ad uscire nel termine del primo tempo, nell'intervallo sono usciti entrambi i portieri facendo lanci lunghi, sì, a scaldarsi.
Tozzi intanto per Gagliano, ancora Gagliano, il tiro, c'è la deviazione, palla Antenore. Primi 3 minuti in cui il Verona è entrato in campo con un'intensità diversa rispetto a quella offerta qui nel primo tempo. Assolutamente. Antenore però fa del possesso palla una delle sue migliori qualità, tanto palla in fondo per Locrati che calcia, forse anche un pezzo di traversa sulla deviazione di Menon, lo rivediamo, dimmi tu. E sì, Locrati controlla il pallone, ha spazio per calciare, la tocca e poi sembra abbia toccato la parte alta della traversa, la deviazione di Menon. Un legno per parte, 2 minuti e 56, già emozioni questa ripresa. Palla dietro per Locrati che si aggiusta il pallone, lo devia, arriva da Menon, intanto ringraziamo, grazie, è ghiacciatissima prima, mi è scoppiata in mano, grandissime, viva le birre e anche lo Scotex, attenzione però torniamo a seguire questa partita. No, stai tranquillo perché il poccio l'avevo fatto me, vai parla pure. Ancora una mischia in mezzo, ma alla fine va via il numero 21, la Torre, che viene pressato, la palla scaricata dietro, quasi non ci arriva Gagliano e quindi riparte sulla destra con calma, la palla messa in mezzo, sbagliata, ancora Verona e qui l'appoggio nel tentativo di inserimento da parte del numero 4 Dalla Valle, è sbagliato da parte del compagno. Uno dei giocatori simboli della Valle del Verona, intanto ti stavo per dire, poi è arrivata anche la birra, quindi mi sono anche fermato nel vedere il luppolo che stava arrivando, che ci sono arrivati complimenti dal Friuli, da attenzione qui il fallo con il giallo per Dalla Valle, È giusto, sì, il giallo. complimenti che estendo a tutto il team Futsal Veneto TV Roplioz da Bologna. C'è qua un appassionato di futsal di Bologna, ha detto fantastici, li ho seguito in diretta, complimenti sono arrivati anche dal Friuli, complimenti anche dagli amici del Trentino, insomma grande lavoro. Questa Final 8 è d'esempio per le altre regioni italiane. Faccio le parti giuste, non preoccuparti, te ne do mezza, vai tranquillo Dino, tieni, cincini l'ora ai telecronisti di questa 4 giorni. E riprendiamo con questa punizione su cui ci va il numero 15 Cesari. Il tiro di Cesari, Menon dice di no e poi deviazione importante del numero 7 Gagliano che salva i suoi. 2 volte reattivo Menon lì al limite dell'area, prima sulla conclusione e poi sempre sul secondo tiro, la mette in corner. Corner che viene battuto da Rizzi dietro per Cesari, tiro questa volta altissimo del numero 15, intanto arrivano anche i direttori di gara di quella che sarà la finale che seguiremo più tardi tra Arzignano e Mestre Fenice, in palio la Coppa Veneto di C2 e poi alle 19 il gran finale di questo show, ma attenzione Gagliano con Futsal Jesolo, Futsal Marco Polo. Campana che non appoggia, chiede scusa Dalla Valle. Partita fin qui specchio di quello che abbiamo visto nel primo tempo, molto intensa, anche molti falli tra le file del Verona, 4 gli ammoniti fin qui, Dalla Valle, Gagliano, Campana e Ciurnelli. Tra l'altro 4 ammoniti con 6 falli commessi, perché 5 nel primo tempo e 1 in questa ripresa, insomma c'è tensione, lo abbiamo visto, non possiamo nasconderlo, lo avranno visto anche gli amici sicuramente da casa. Intanto c'è il fallo E io ne approfitto anche per ricordarvi che a fine partita sarà scelto l'MVP della gara, che riceverà la sua card Roplioz personalizzata, quindi scoprite con noi appunto chi sarà il vincitore che decidiamo noi. Connessi. Che in questo momento è ancora difficile sparare un nome, perché 2 gol, 1-1, tante belle giocate, 2 portieri che sono messi in evidenza, 3 perché poi Sponda Verona è stato anche cambiato, vabbè, per fortuna ci sono ancora 15 minuti e poco più per vedere chi sarà l'MVP di questa finale di Supercoppa Veneto DC1 2023-2024. Intanto prova a girarsi il giocatore del Verona, Ciurnelli, anche lì ha monito bel Facchi. Rizzi ci mette il corpo, Campana per Ciurnelli che si gira con la Campana, tiro deviato dal numero 21 la Torre, quindi corner, resta lì il Verona
Adesso il Verona si è un po' ripreso dopo un momento in cui stava soffrendo l'Antenore. E Verona che è entrato bene in partita, qui Cesari lascia lì il pallone, scarica un tiro molto potente, Campana. Palla in mezzo per Ciurnelli, palla alta che accompagna cercando una deviazione di prima alta. Me lo sentite ma Udino sta bevendo. Cabral De Vivo, Cabral invece lancia distante con fantasia. Che fa uscire il pallone, ma la rimessa laterale è dell'Antenore. Si scaldano anche gli animi qui la nostra destra. Di sponda veronese qui la nostra destra. Fantasia aveva lasciato scorrere fuori il pallone pensando fosse sua la rimessa, poi invece i direttori di gara hanno assegnato l'out per la squadra di mister Rozzato, che ora perde però malamente il pallone. E fin qui se proprio vogliamo sbilanciarci, forse l'MVP potrebbe essere Cabral, autore del gol, ma anche di numerose giocate interessanti. Riparte ancora una volta Verona con la palla messa dentro velocemente. Palla per Belfacchi viene però fermato. Intanto da casa ci chiedono a che ora sono le partite di oggi. Salutiamo Francesco Dolfo, tecnico delle Alte, con Campana che segue il pallone, poi ancora la parata e c'è il fallo, punizione dal limite, fino al limite si conferma. Francesco alle 16:30 ci sarà, ripetiamo per tutti quanti, la sfida tra Arzignano e Mestre Fenice, Coppa di C2, la finalissima di C1 alle 19 tra Fuzza Jesolo e Fuzza Marco Polo. Invece adesso stiamo commentando la Supercoppa 2023-2024 tra Antenore e Verona. Ciao mister. E l'avete appena rivisto l'intervento falloso del numero 1 classe 2003 dell'Antenore, che va a commettere un fallo, può risultare un'occasione potenziale qui per Verona. E ha anche rischiato il rigore, oltre che il cartellino era l'ultimo dei problemi, perché è uscito, ha rischiato il calcio di rigore. Punizione intanto, Campana si fa toccare il pallone, lo lascia lì, il tiro fuori di poco, era rimasto in piedi comunque Simone Ballarin. Simone Ballarin, di dov'è Simone Ballarin? No, non c'è, perché il cognome è assolutamente Chioggiotto. Stadio tra l'altro intitolato ai due di Chioggia, ai due ex giocatori del Grande Torino che morirono nella tragedia di Superga, Aldo e Dino Ballarin. Ma torniamo in cronaca con Cabral, due falli per parte, 1-1 il risultato, il tiro di Cabral fermato, la possibilità di perdere con Ciurnelli, per Belfacchi, il pallone poi resta lì, viene colpito il portiere, rigore, anzi no perché c'era il portiere a terra, sì. Il direttore di gara ha atteso troppo per fischiare, perché nel frattempo si è fatto male anche il giocatore avversario, era rigore secondo me questo qua. Sì, adesso non abbiamo rivisto. Secondo me questo qua era fallo. C'era però già il portiere a terra, dunque era giusto fermare il gioco, però secondo me questo era rigore. Sì, sicuramente la scelta dell'arbitro è stata quella di fermare il gioco per il portiere a terra, lo rivediamo ancora qui, la palla messa in mezzo. Quindi altra ottima occasione. Si è andato, cioè Ciurnelli si è scontrato proprio con Ballarin. Ballarin sì. Sembra avere la peggio, perché Ciurnelli si è già rialzato in piedi, Ballarin invece ha le mani in volto, si sta scaldando anche l'altro portiere Alessandro Nazzari. Vedremo, ha accelerato la modalità di riscaldamento con Mastroeni, il preparatore di portiere dell'Antenore, che sta controllando da bordo campo le condizioni del suo numero 1. Si rialza intanto il numero 11 Belfacchi, poi atterrato, chiede scusa il capitano De Vivo, forse lui autore del fallo, e sembra aver andata bene anche qui, perché sennò era rigore secondo me, clamoroso. Sì, e sembra aver avuto la peggio. Il portiere Patavino rimane ancora a terra, assistito dello staff medico. Ci sono anche i compagni lì, numero 25 adesso Grieco, a sistemare anche i pali della porta. 13:38 da giocare, si rialza Ballarin, l'applauso che arriva dalla tribuna della BNBT Arena, però Ballarin tanto si danno il 5 con Ciurnelli, uno scontro di gioco comunque, Ballarin che deve comunque uscire perché l'intervento sanitario implica l'uscita del giocatore, entra intanto il 12 Nazzari, vedremo se Ballarin rimarrà fuori, no, resta lì in piedi, pronto a riprendersi i pali. Non vuole perdere un secondo di gioco Ballarin, che fin qui
ha tenuto in vita la propria squadra, entrambi i portieri chiamati in causa numerose volte, sì, uno scontro di gioco non violento, a parte del lavoro del portiere, metterci la faccia al fisico in queste occasioni. Caprali intanto fermato da Ciurnelli, la possibilità di passare poi una Campana, poi si scontrano anche tra due compagni di squadra, poi la giocata che viene come viene di Menegazzo, non voluta, ma ne sta uscendo qualcosa di spettacolare. Vuole entrare intanto Ballarin, ma non è ancora la situazione giusta per tornare tra i pali, palla lungo per Greco che con il petto se la porta anche fuori. Ed era lì Valerio Nori, riparte Verona. Resta tra i pali ancora Nazzari, sta seguendo il cambio perché anche da questa situazione difficoltà di un cambio, attenzione però al numero 6 del Verona che calcia Menegazzo, ma trova il no di Nazzari che si può trovare pronto, ma non faccia entrare così da freddo, lo rivediamo intanto. Sì, subito chiamato in causa il numero 6 del Verona, Menegazzo, sceglie di andare a conclusione invece servire il capitano nel secondo palo Campana. Tanto inquadrato di spalle, Fantasia numero 8 del Verona con gli Scaligi che battono un corner, palla proprio per Fantasia che alza altissimo, intanto rientra Ballarin al posto di Nazzari, si è ripreso subito e va bene anche per la sfida, non me ne voglia il giovane Nazzari, insomma Ballarin doveva stare in campo, grande protagonista di questa partita, rimessa laterale per il Verona con un buffetto poco amichevole ai danni del numero 8 veronese. E si scaldano gli anni, lo vediamo qui, nuovamente Fantasia imbestialito. Con Cinquino di aver toccato l'avversario. E continuano a lanciarsi occhiatacce i due. L'arbitro sta cercando di placare gli animi. Sabato prossimo siamo già impegnati, se no sarebbe da fare un bis qui. Sì, ci sono tutti i presupposti per una partita di campionato, la prossima è sempre appunto, vi ricordiamo, tra Antennere Sport Padova e Verona. Giocatori che si conoscono, si temono, c'è una coppa da alzare e quindi c'è sempre voglia di vincere. Voglia di vincere, di mettersi in mostra. Qui alla Bebbeto un bel palcoscenico importante. Bortolini intanto riparte il cronometro dietro per De Vivo, Ballarin braccato da numero 17 Ciurnelli, ancora Verona ora qui sotto un'altra posizione con Menegazzo, palla si voleva essere arrivata a Ciurnelli, poi il portiere ora Gioiecco viene braccato dai difensori della formazione veronese che perde per palla. Momento di confusione, vedremo se una delle due saprà dare ordine al gioco dei suoi. Sì, questi ultimi attenzione all'errore di Campana, c'è l'errore che era di Ballarin, poi il tiro di Campana, si arrabbia Ballarin in quella posizione di compagni, Campana poteva forse avanzare qualche metro in più, aveva lo spazio. E il tocco d'esterno di Ballarin lascia tutto lo spazio a Campana che poi non riesce a metterlo in rete. 12-16, comunque non mancano le emozioni. Corno già battuto, non sta lì fuori di un nulla, il tiro di Ciurnelli che si vede arrivare il pallone, lo calcia e chiede anche la deviazione. Qui Ciurnelli, lo rivediamo, la palla messa in mezzo, Fantasia la tocca e poi non trova lo spazio il numero 17 Ciurnelli. Fermato Locrati, ancora la Campana, il capitano di Verona in possesso palla per i suoi, Scodella per Ciurnelli che di testa alleggerisce, ma non arriva la sfera al comandante di squadra che stava correndo sul corsia di sinistra. Locrati vuole andare dalla parte opposta, Cesari, Rizzi, l'errore di Rizzi, recupera Campana, lo scambio ancora palla per Ciurnelli che si gira ma trova Cesari, Ciurnelli, il pallone che poi resta lì, era buona l'idea ma non è riuscito nel passaggio giusto, intanto forse ha preso un colpo Ciurnelli che ha chiesto il cambio, palla fuori, laterale Verona. È pressato qui il numero 3 Locrati, non riesce a tenere il pallone. Non utilizzato ancora in questo secondo tempo. Attenzione Campana! Il capitano si prende il pallone, si mangia il campo e la spinge dentro! 2-1 Verona, la ribalta, la squadra di Carlo Giorgio
e Verona è entrato in campo un atteggiamento diverso nel secondo tempo, una serie di occasioni come questa, 1-2 bellissimo con Campana che si ritrova solo di fronte a Ballarin e quindi spinge in rete il gol del 2-1, Verona che si porta avanti. Fin qui l'Antenore non ha fatto molto, non ha dimostrato di essere entrato in campo come aveva iniziato invece nel corso del primo tempo. Già, un tempo a testa possiamo dire, ma il Verona è avanti con il numero 7 Gagliano fermato, il pallone che resta lì, lo calcia lontano, Fantasia, direzione in laterale, gran giocata allo scambio del compagno per Capitan Campana. E lo stavo dicendo proprio mentre è arrivato il gol, non è ancora stato utilizzato da mister Rozzato, il numero 7 Cabral. Attenzione che va via bene Gagliano, il tiro e ancora Ballarin, ma c'è il fallo e c'è anche il giallo per Cesari. Terzo fallo Antenore. Sì, Cesari che non si lamenta, accetta la decisione dell'arbitro. Sa che era combinata, lo rivediamo. Eh sì, è andato diretto dopo il tiro dell'avversario, quindi nemmeno con il tempismo giusto. I tifosi veronesi che volevano anche un colore diverso del cartellino, un po' come la maglia dell'Antenore, e comunque altra ottima parata di Ballarin, perché Gagliano era arrivato nonostante tutto alla conclusione. Eh sì, disattenta la difesa dell'Antenore in molte occasioni qui nel secondo tempo. Vedremo se rimetterà in campo il numero 7 autore del gol, il mister Rozzato. Attraverso i suoi piedi sono passate numerose occasioni importanti nel corso del primo tempo. Si rialza Gagliano. Che resta comunque in campo. Lo vediamo anche pensieroso qui di fronte a noi con la penna in bocca, mister Andrea Rozzato. È una punizione che seppur defilata potrebbe dar fastidio. Sul punto di battuta ci sono Gagliano e il numero 8 Fantasia. E possono fare male, vediamo se sarà ancora una volta pronto Ballarin. A Gagliano che va a calciare diretto sul palo, però coperto da Locrati. Dunque rimane sempre invariato il punteggio con il Verona a 11 minuti e 5 secondi alla fine avanti 2-1 sull'Antenore, dopo che l'Antenore era passata avanti nel primo tempo. Angolo al limite di 4 secondi, qui bravo Fantasia, il tiro! Ha fatto una giocata importante, è mancato soltanto, sono mancati quei pochi centimetri. La stoppa elude l'intervento dei due avversari, va via una serpentina lì in mezzo al campo, poi con il sinistro non trova l'angolo in alto a destra, difeso da Ballarin. Intanto Michele Giambattista per salvare le medaglie ha quasi rischiato di strapparsi il quadricipite femorale con un tocco che non è delle sue, ma però ha salvato le medaglie, si mette le cuffie il buon Michele che ha davvero rischiato grosso. Bella la giocata qui, forse non voluta di Gagliano, può ripartire Ballarin. È entrato anche il numero 22 Gallocchio per l'Antenore. Bortolini intanto pronto dietro per Cesari che voleva proprio l'inserimento verticale per Gallocchio che ora tocca il pallone, lo tiene sotto il suo scarpino, gioca, si prende un laterale. Stiamo per superare il terzo quarto di gara ed entrare negli ultimi 10 minuti. Locrati impreciso nel tentativo di passare palla a Gallocchio. E Gallocchio voleva una palla verticale nello spazio, non la riceve invece dal compagno Locrati. Verona lato dietro per Menon che ora da un po' che non nominavamo. Sì, vuol dire che l'Antenore fatica ad arrivare dalle sue parti. Poco fin qui, poca intensità da parte dell'Antenore, poco gioco anche, deve fare molto di più. Bortolini intanto per Locrati, li abbiamo chiamati ed ora ci hanno ascoltato. E forse anche un time out magari. Ma secondo me mister Rozzato di suo se lo tiene sempre in mano, pronto a chiamarlo all'ultimo. Intanto attenzione il pareggio di Capitan De Vivo che sbuca in mezzo a un'area desolata, quella veronese, e trova il pari con il Capì sul secondo palo. 10-9, 2-2. E lo sappiamo, questo sport regala sempre magia e spettacolo, lo stavamo dicendo, fin qui quasi zero occasioni create nel secondo tempo da parte dell'Antenore. Alla prima palla in mezzo, arriva il capitano e la spinge in porta, De Vivo fa 2-2.
giusto per continuare nella parità, 7 gol, i due capitani che segnano il secondo gol. Cosa voler di più? Un amaro del capo. Lucano. O Montenegro forse? No vabbè, non importa, dai. Attenzione che adesso lo sentiamo ancora la partita 2-2. Questa me la spieghi dopo. E noi va bene così, ma c'era una pubblicità dopo. Troppo giovane. Sì. 2-2, 9:49. Mi sta Carlo Giorgio equilibratissima. con il suo secondo. Tozzi. Dopo è entrato anche il numero 5 Hamza Yad. E quindi penso che anche il Verona, ma entrambe le squadre ne hanno messi dentro 12, perché qualche minuto l'ho fatto con un paratone che è il numero 12 Nazzari. Dunque tutti e 24 si meriteranno la medaglia, chi d'oro, chi d'argento, questo lo vedremo tra 9 minuti e 30, più eventuali supplementari, più eventuali rigori, insomma vedremo, staremo a vedere cosa ci regalerà questa Supercoppa del Veneto quando mancano esattamente 1 minuto e 1 ora e 8 minuti alla finalissima di C2 tra Arzignano calcio a 5 e Mestre Fenice. Bravissimo. Attenzione al bar, attenzione alle birre, ecco. Scoppiano tutte le birre. Sì, beh, come quelle che ho preso io prima, a me sono amoni amari per tutti. Campana, Tozzi, giro palla per il numero 8 Fantasia, bravo qui Gagliano ad anticipare l'intervento di De Vivo, poi però tocca per ultimo il pallone, dunque laterale Antenore. È rientrata anche la di palla. Attenzione, proprio lui doveva giocare il tiro e poi bravissimo Menon, l'abbiamo chiamato prima poco utilizzato, ha preso il gol, poi una parata importantissima questa. E lo vediamo Cabral quando si accende, fa la differenza, porta palla in mezzo al campo, forse voleva l'1-2 con il compagno. Seconda occasione di questo secondo tempo per l'Antenore. Campana, Fantasia. Dopo il gol ha preso fiducia l'Antenore sicuramente. Ancora tanto il tempo a disposizione per entrambe le squadre. Palla avanti per l'ottimo giocatore dell'occhio, Cinquino, Menon, poi anche fortunato, c'è la deviazione, dunque palla per il Verona, altra buona azione, Antenore che dopo il gol è arrivato lì quasi dico a caso, perché comunque c'è sempre un lavoro dietro, ha ripreso coraggio e ora inizia a dar fastidio in avanti alla difesa veronese. Sì, dopo l'inizio di secondo tempo al buio l'Antenore si risveglia e con il gol si riporta nel vivo, diciamo, questa partita. Che l'Antenore per 10 minuti abbondanti è stata una maggiour spenta. Ora mister Rozzato ha premuto il tasto on, switch on, e si è riaccesa, attenzione, Cinquino recupera per Cabral si sposta il pallone, si fa vedere anche il 22 dall'occhio e proprio Cabral è andato a caricare anche il pubblico qui alla Belle Beauté. Dall'occhio per Cabral, quindi si qualcosa per la parte del pallone, recupera Gagliano che va a spostarlo per Campana, ancora Cinquino, si fa vedere dall'occhio, vediamo se lo scambio arriverà per noi. Cinquino fermato, continui i ribaltamenti di fronte adesso da parte di entrambe le squadre lunghe e quindi Rinta Grieco, palla proprio per Grieco, Campana però fa velo, esce sul fondo, ripartirà il giovane Mattia Menon, maglia a 24 dell'anno Menon 2007. Anche lui fa compagnia ai tantissimi giovani presenti qui alla Belle Beauté. Per l'anno 2007 dicembre, quindi insomma ne ha appena fatti 17. Intanto l'errore di Ballarin, che scusa Jacopo Rizzi ma regala un laterale che può darle molto fastidio. Palla per Tozzi, il tiro e la deviazione questa volta di Rizzi, sempre noi in corner però. Rientra intanto Cesari al posto di capitano De Vivo, rivediamo la deviazione in corner
un angolo che avrà battuto i veronesi sotto la tribuna, da cui vi raccontiamo questa quarta ed ultima giornata delle Final 8 qui live della Belbote Arena. Adesso prendono anche un secondo di tempo i giocatori di entrambe le squadre per rifiatare. Campana, si fa vedere Tozzi, direzione in lato, Chiama lo schema numero 3 il capitano. subito di battuta Giorgio Dalla Valle, una delle bandiere del Verona, non ha fatto ripetere il fallo laterale, pallone forse in movimento, è la seconda ripetizione di rimessa laterale ai danni del Verona. La prima era clamorosa, era praticamente tutta nel campo destinazione, la seconda, questa, era coperto da uno di tanti monitor che Funzionamento TV ci ha messo a disposizione per questa telecronaca. Palla tra le mani di Menon che fa ripartire proprio per Dalla Valle. Sì, qualche errore ci sta, la stanchezza inizia ad entrare nelle gambe e nella testa dei giocatori di entrambe le squadre. Vediamo Campana Tozzi, anche perché giocare una partita di livello dopo le feste natalizie, sì, c'è comunque il campionato settimana prossima, quindi insomma non è che puoi tirare un attimo la corda. Attenzione alla giocata di Gagliano sul fondo, fermato a Grieco in corner. Sì, non c'è stato lo stop natalizio per le squadre. Adesso sul pallone ci va il capitano numero 10, autore del secondo gol, Campana. Campana scodella per Tozzi che calcia il volo, pallone che sfila via però lontano dalla porta difesa da Ballarin, che potrà far ripartire il cronometro. 6:38, 2-2 qui alla Belbote Arena tra Verona e Antenore. Abbiamo appena rivisto Tozzi, non impatta con il collo pieno, la prende un po' d'esterno, la schiaccia, la palla esce fuori. 6:34 al termine, ancora 2-2. Rimessa laterale con Capitan Campana che chiama in causa Tozzi, gira a destra verso Dalla Valle che torna ancora dal numero 2 veronese che prolunga avanti per Gagliano che fa sfilare avanti il pallone, poi esce dai pali Ballarin che dà il 5 a Grieco. E probabilmente mister Rozzato vorrà tenere la carta Cabral per gli ultimi minuti o eventualmente per i supplementari. Buona la giocata di Gagliano. Campana ora servito da Dalla Valle che torna ad avere il possesso del pallone, prolunga avanti per il numero 7 giallo-blu che poi mette in fallo laterale. Dunque Cesari farà ripartire il cronometro. 6:10, manca ancora tanto, palla per Rizzi copre lo specchio Menon, ma è bravo Rizzi a coordinarsi, non trova però porta e deviazione, dunque ripartirà Menon. È bravo sì qui Rizzi ad andare al volo, la palla termina a lato. Campana, è rientrato intanto anche Menegazzo. Tozzi avanti per Campana, lo spazio per Menegazzo, poi bravo a recuperare Cesari. Rizzi perde il pallone e Grieco lo scaraventa lontano, tocca la parte alta tribuna. Intanto sono arrivati Arzignano e Fenice e Mestre Fenice, dunque cominciamo già anche a proiettarsi un'ora esatta a quello che sarà il fischio d'inizio della finalissima di C2. E vi aspettiamo, mi raccomando, restate con noi per la finale. Ma intanto ritorniamo alla partita. Ha fatto tutto bene, ma si è allungato troppo il pallone. Puoi bere ogni tanto, Udino, vai tranquillo, non mi arrabbio, non ti sgrido. Palla per Gagliano, Campana, qui 3 contro 2 con la ripartenza del numero 21 La Torre che viene fermato. Sì, fischiato il primo fallo Il primo sicuramente. fallo, ammonito Tozzi. Un altro ammonito le parti veronesi, Tozzi. Aveva lasciato correre, aveva dato giustamente il vantaggio, poi non si è concretizzato, è tornato sui suoi passi, dunque 3 falli pari giusto per regalarci ulteriore equilibrio. 5:24 da giocare in questa ripresa, che sia la volta buona dei supplementari. Vedremo. Speriamo anche di no, perché sennò poi non abbiamo spazio. 5 minuti per supplementare, è infinita questa se va a supplementare i rigori. Punizione intanto con Cesari
la mattonella del 15 che va a giocare di fino, cerca di giocare per Grieco, Un po' troppo lento qui sì, non si il intendono i passaggio. due. Si era mosso bene tra l'altro Grieco, lo rivediamo. Sì, alle spalle dell'avversario, non guardato, ha lasciato lì solo. Greco per Cesari, però resta lì, anzi no, era per Rizzi, poi Rizzi ha concluso, ora esce ed entra, lo richiamato, le sai tutte Udino, chi è entrato? Cabral, 5-15 a giocare, chissà se sarà in campo fino alla fine, palla intanto per l'altro 7 Gagliano, che viene fermato in laterale da Cesari, che fa subito ripartire i suoi, Grieco Cesari, autori dei 2 gol, lo ripetiamo, nella finalissima scorso anno contro il Conegliano, come ne voglia, il tecnico Luca Sanson, se lo ripeto più volte, è rimasto a terra la torre che si rialza, aiutato dai componenti della panchina veronese. Siamo già nella metà campo di difesa dell'Anteno, ma Cesari azione il pallone al numero 7 Gagliano, cerca di fare ripartire la torre, che va via veloce, lo prende il pallone Cesari, è bravissimo Menon a dire di no, è uscito al limite, grande intervento di Menon. e Cesari non riesce con la rullata ad evitare Menon, lo rivediamo qui, l'uscita del portiere veronese, bravissimo, in spaccata, ci va con la caviglia destra, poi la palla resta lì, riconquistata dalla formazione veronese, con la palla adesso messa in mezzo, forse fischiato un tocco con il braccio, C'è un fallo, o un fallo di spinta probabilmente. Comunque sono riuscito a riprendere la birra ghiacciata, confermo che è ancora un po' ghiacciata, cioè, senti Udino, ma c'è proprio ghiaccio dentro, c'è proprio ghiaccio. Vabbè dai. Però, Avranno sì, confuso il frigo con il freezer quindi si è probabilmente. sporcato le mani anche tu, almeno piccicchi anche tu. E comunque ringraziamo sempre l'uomo del bigliettino nero, Lorenzo Spicci, Thomas Bragagnolo, ringraziamo il team Giorgione e c'è il time out Verona. Prima di questa punizione rifiattiamo un po' e andiamo ad ascoltare mister Carlos Giorgio. Max sulla palla qua, se dovesse essere che qua è coperto non è, e vai al tiro, ok? Ha capito? Se dovesse essere se è coperto questo viene in luce qua, lo fa Brian. Sì, lo faccio io, ma no, sto io di qua, Riccardo di qua, qua va Edo, ok? Dai, forza. Se la palla rimane lì continuiamo con la pressione, ok? Quando pareggiamo al basso, mandano qui, tranquilli. Andiamo. Rieccoci qui in modalità live, si ripartirà con una punizione per il Verona. Udino, mister Giorgio ha richiamato i suoi, ha spiegato lo schema, vedremo però se Campana o Gagliano calceranno direttamente in porta, chissà. E sono pronti i due, l'autore del gol ha preso la rincorsa al numero 7. Campana lascia proprio a Gagliano lo schema, il pallone che resta lì, palla fuori e poi Gagliano se la trova sul destro, la spara alta, lo rivediamo. Eh sì, Non benissimo il primo passaggio per Fantasia, però Verona comunque ancora una volta vicino al gol. Attenzione già dall'altra parte con Cabral che viene fermato a Gagliano, il pallone resta lì e poi esce. bravo anche in questo intervento Gagliano. L'occasione precedente, dopo il tocco di Fantasia, era arrivato ancora una volta Gagliano. Allora l'occhio che il pallone resta lì, poi il Campana lo butta fuori. Altro pericolo, resta in zona d'attacco la formazione di mister Rozzato, 4 e 7 da giocare. E non è facile scegliere l'MVP fin qui, perché poi il gol del 2-1 di Campana, importante, così come importante la prestazione da parte del numero 7 Cabral. Due squadre sempre sulla parità per quanto riguarda i falli, l'intensità, un tempo a testa, Sì. fin qui se vogliamo dirlo. Un fallo in più però adesso lo ha commesso l'Antenore, appunto l'ultima posizione che abbiamo visto, 4 falli, ne ha commessi il Verona, 5-5 nel primo tempo, ma il Verona con ben 5 ammoniti. Sì, Verona che
dalla sua deve stare attenta per i tanti ammoniti. Ecco, su questo potrebbe contare anche Lanternere, potrebbe giocare un po' sui falli, sugli ammoniti. Tanto Ballarin spara lontano, Gagliano però chiede scusa anche ai suoi compagni, un disimpegno errato a concedere ancora una nuova possibilità di possesso per la squadra di mister Rozzato. Capitano De Vivo dietro per Cinquino, Locrati, Cinquino ancora De Vivo, ha messo tanta esperienza in campo, ora mister Rozzato, viene però fermato Cinquino, Gagliano a sua volta fermato, l'ultimo a toccare il veronese, dunque si sono ripartiti poco più di 3 minuti. Ultimi 3 minuti bollenti della Barbette con Cabral che va via. Bravissimo Cabral, però viene fermato, non altrettanto bravo Fantasia che si accentra e arriva il quinto fallo con Cinquino. Pensavo anche a un giallo, viene richiamato, no, vengono richiamati sia Cinquino che Locrati, forse, no, non c'è time out, è il quinto fallo, the 5 for number 5, era Mambo number 5. Non cattivo qui l'intervento a parte di Cinquino. No, però comunque fallo che ci stava. Sì, fallo assolutamente. Abbiamo detto che l'Antena dovrebbe sfruttare la situazione ammoniti, invece è il Verona che potrebbe sfruttarla ora. Sì, il con prossimo 5 tiro libero, falli. attenzione al girato italiano, ancora Verona, esce con qualche problemino, forse tanto il tiro, bravo Ballarin, palla destra di Gagliano, fermato Gagliano, ancora fermato, c'è De Vivo che ha detto faccio pocchiare io questa volta, bravissimo, Pericolosissima la palla lì in mezzo, ma velenosa. il capitano 2 volte dice no. E si immola il capitano di fronte ai numerosi tentativi. Ha segnato De Vivo, doppio intervento, anche lui vuole la card di Ropez. E probabilmente hanno guardato le nostre dirette anche i ragazzi di entrambe le squadre. Cinquini intanto sovranamente in campo, è rientrato anche Gallocchio. Gallocchio va sul fondo, fermato da Fantasia che gli ripiega il pallone, poi però lo spinge troppo oltre la linea nera. 2:14 da giocare, 5 falli Antenore, 3 Verona. Rientra anche Cesari intanto. Sì. Che finale che vedremo, proprio palla per Cesari, allungata, Non la vede passare e infatti si arrabbia moltissimo l'estremo difensore del Verona, a me non vede passare questo pallone, lo rivediamo, ha molti uomini in mezzo. ci ho sentito il brivido io sulla schiena E non qui- oso immaginare Menon. E qui rischia moltissimo. Campana, Fantasia avanti per Ciurnelli, ancora Campana, giro palla del Verona, palla in fondo per Fantasia, troppo profonda, però ripartirà allora Ballarin, 1:50 da giocare, però se vanno i supplementari ai rigori alle 16:30 non abbiamo neanche il tempo di andare a fare plin plin per preparare quella che è la prossima sfida tra Arzignano e Mestre Fenice, ore 16:30. Palla avanti, recupera Fantasia si accentra, Fantasia poi si ferma, ne aveva 3 contro, ha cercato la giocata, recupera il pallone, però la torre Cesari per Gallocchio, lo cerca ma Campana mette in fallo laterale, 1:36. Si scaldano anche gli animi del pubblico, lo sentirete anche voi, per quello che è l'ultimo minuto e 30 rimanente. Intanto sono arrivati anche tanti ragazzi delle giovani del Pressana per sostenere il giocatore Alessandro Guariento, premiato ieri come MVP della Mestre Fenice, il giovane che da Pressana tutti i giorni si prende il treno per andare in quel di Mestre. Attenzione però alla conclusione del Verona, la giocata di Giornelli e Ballarin anche lui ci mette la faccia, recupera il pallone però l'Antenore con Menon che esce dai pali e nega l'altro di ripartire. E lo rivediamo ancora una volta a vuoto totale il numero 22 Gallocchio. Ciurnelli poi trova un sempre pronto Ballarin. Cesari scodella per Locrati, il pallone però finisce fuori, Locrati chiede il cambio, rientra Rizzi, 1:03, vedremo se rientrerà anche Cabral, c'è Cinquino in piedi, Campana, 1 minuto esatto alla fine, Ciurnelli, via Ciurnelli, in sinistro in Ciurnelli, Ballarin vince ancora di no, laterale in zona d'attacco, chiede il cambio Cesari alla prossima, si rialza la capitana De Vivo, prima poco fa autore di 2 interventi
a salvare anche il suo portiere Ballarin. Palla in mezzo per Ciurnelli, fantastico pallone col controgiri esatto di Tozzi, non ci ha creduto Ciurnelli E mani in faccia o non qui, se lo aspettava. mani in faccia per il numero 17, che avrà sicuramente pensato per qualche centimetro non ci arrivavo. Palla lasciata scorrere qui ora. C'è il portiere del Verona quando mancano 48,6 al termine dell'incontro. E anche in questo caso i centimetri fanno la differenza. Bastava avere un 48 di scarpe e il pallone entrava in porta, invece probabilmente avrà un 37-38. Intanto Rizzi rilancia lungo il pallone, 30 secondi meno 29, in caso di supplementari resteranno anche lì i falli, 5 per l'Antenor, dunque saranno ulteriori 10 minuti con la spada di Damocle lì conficcata quasi sul collo. Quindi intanto il pallone sbatte su Ciurnelli, alza le braccia Ballarin pronto a farlo ripartire. E sì, qui entrambe le squadre giocano sul cercare il fallo, perché il Verona ha 5 ammoniti ma l'Antenor ha fatto 5 falli fin qui, quindi Comunque anche 1 ora e 42 e ancora deve finire la partita, lunghissima, Sì, sì. una maratona. secondo tempo spezzato anche dalla stanchezza, la palla è uscita tantissime volte, rimessa laterale. Entrambe le squadre non ci stanno a perdere. È rientrato anche Cabral per questi ultimi 10 secondi. Ma a poco serve se il passaggio di Rizzi non va a buon fine, allora una rimessa laterale, probabilmente un tiro da distanza oppure farà scorrere secondo il Verona, così è, anzi Tozzi ci prova, rilancia lungo, non è preciso, c'è il countdown anche dei giovani tifosi appassionati di futsal qui in tribuna, non ci sarà l'arrivo del 2026 ma l'arrivo dei supplementari, un secondo ancora e poi ci saranno i supplementari da giocare in modo rapido e immediato, 5 minuti a tempo. Vediamo che De Vivo prova a cacciare dalla distanza, il primo che resta lì, la sirena che manda le squadre supplementari. Non abbiamo visto i rigori ma alla prima volta, alla prima sfida vedremo i supplementari. È una partita equilibratissima, sì, dall'inizio. Antenor è bravo più nel primo tempo, nel secondo un po' calato, comunque bravissimo Capitan De Vivo a spingere in porta il pallone del 2-2 nonostante un secondo tempo un po' sottotono. È uscito di più il Verona appunto in questa seconda frazione di gioco. Vedremo adesso le parole di mister Giorgio Carlos Bruno da una parte e Rozzato Andrea, che caricheranno i propri calciatori per questi 2 tempi supplementari. Extra time di 10 minuti per decretare la vincitrice della Supercoppa del Veneto, non si azzerano i falli, dunque attenzione in casa Antenor, ne ha commessi 5, ogni fallo oltre a questo numero porterà gli avversari, il Verona al tiro libero. E attenzione anche a Verona con i 5 ammoniti. Intanto cambio di panchine tra le due squadre con tecnici, giocatori dell'Antenor che si spostano. Salutiamo il fotografo dell'Antenor Sport Padova che ci fa anche la foto in diretta live. Lo vediamo qui. Vediamo anche Michele Giambattista. Ciao Michele, sei bellissimo Topolino. E l'avete appena visto qui inquadrato il buon Michele, sempre presente a seguire con tutte le dirette la parte tecnica, informatica, anche con le nostre grafiche. Adesso non perché dobbiamo paracularcelo anche per le prossime stagioni, però insomma trovare un responsabile regionale di calcio 5 che si è guardato 12 partite da 3 monitor con regia a giro, con qualche incazzatura per qualche problemino tecnico il primo giorno, la linea che se ne era andata, insomma Qualche scherzetto di troppo, sì. Tanto di cappello per un pezzo molto grosso, non solo metaforicamente parlando ma anche realmente parlando. Intanto Final Countdown dell'Europe, una delle canzoni iconiche dello sport mondiale, a chiamare con la sirena i giocatori nuovamente in campo. 5+5, ma tu
non te lo ricordi il golden goal di David Trezeguet contro l'Italia, europei, Belgio-Olanda, arrivavamo da una semifinale vinta con gli olandesi con Francesco Toldo che aveva parato di tutto e poi Trezeguet ce l'ha infilata dentro la porta, quella palla malefica. Anno 2002 penso. 2002, un Sì, anno avevo, 2002, purtroppo. i mondiali 94-98? No, 2002 è stato il mondiale. Sì, 2002-2006 no. poi i mondiali. Anno 2000, continuo gli anni. Ho festeggiato i miei 18 anni guardando un'Italia-Romania con Agi che ha distrutto una caviglia di Conte. Giusto per ricordare qualcosa che tu potrai vedere soltanto su YouTube, anche se immagino che tu non utilizzi solo YouTube, ma anche dell'altro. No comment. Ormai dopo 4 giorni che siamo praticamente, ci vediamo più tra di noi che non le nostre famiglie, insomma possiamo anche prenderci anche per i fondelli. La tua memoria RAM di battute è infinita. Hai 3 tera. Col tempo si costruirà. No, io non ho 3 tera, ho Terra, Giove e Venere, ricordalo. Che minchiata. Dai, torniamo vivi perché è 4:35, quello da giocare del primo supplementare. Non abbiamo mai visto i rigori nei primi 3 giorni, adesso abbiamo addirittura l'onore di vedere i supplementari in quella che è una partita equilibratissima sotto tutti i punti di vista. Forse l'unica differenza sono i falli a favore del Verona, ma i gialli sono a favore dell'Antero, nel senso che Verona ha tanti ammoniti, sì, dice un po' i nomi di chi è stato ammonito, giusto per capire se in caso di un altro giallo ci sarà un'espulsione. Allora, da parte della formazione veronese ammoniti con numero 2 Tozzi, 4 Dalla Valle, 7 Galliano, 10 Campana e 17 Ciurnelli. Che bravo fermato intanto. Spondantenolo invece qui c'era probabilmente un fallo compromesso. Spondantenolo e giallo per chi? Giallo per l'autore del gol, il numero 7 Paolino Cabral e per il 15 Cesari. Dunque insomma attenzione massima a questi numeri, ma per fare molta più attenzione l'Antero non commettere sbavature fallose per portare al libero. Sì, il libero sarebbe un'occasione ghiotta alle parti veronesi. Palla intanto per Ciurnelli che protegge bene il pallone. E Ciurnelli perde il tempo anche per dare il pallone dentro. Bravo comunque un De Vivo. Sempre vivo. Nell'azione. Avevo già detto prima comunque. Sì. Arrivi sempre dopo, vai tranquillo Udi e ti riprendo. Non mi faccio scappare nulla da ancora Ciurnelli. Mi chiamavano Internet Explorer. Cosa? La sapevi questa? Internet Explorer, il World Wide Web sempre in ritardo. Esatto. O Trenitalia anche. Esatto. Lasciamo stare gli enti nazionali. Cabral, De Vivo, c'è il 21 La Torre con il pallone, va da 5 dalla parte opposta, 2 sono già andati i minuti, ne mancano meno di 3, resta a terra De Vivo, c'è il quarto fallo, non c'è un giallo, non l'ho visto. No, non sembra voler tirare fuori il cartellino il signor Valerio Nori di Vicenza. Si rialza adesso con calma De Vivo che si va a toccare la caviglia destra e vedete anche la panchina si scalda con il numero 22 Gallocchi per l'Antenore. Sistema ora la barriera Menon. Entra intanto Gagliano proprio al posto di Ciurnelli. Intanto arrivano anche i tifosi da Mestre e da Vicenza, da Corso Marziano. Qui bravo Menon che è rimasto tra i pali e para direttamente Menon. Ballarin lungo, Tozzi finta, poi sfila, ripartirà allora ancora il portiere Giorno. Sì, non ha fatto rimpiangere. Di Ronny. Non ha fatto rimpiangere. Ci ho litigato qualche tempo fa. Abbiamo fatto pace. Ok. Speriamo non sia da meno. Campana, lungo troppo anche per Gagliano, trattenuto con mestiere da De Vivo. Ballarin. Non ha fatto rimpiangere la sostituzione di Fazio, il portiere palla Menon. per La Torre che si mettono poi il pallone La Torre sul sinistro, viene fermato, resta lì, la sfera era arrivata tra i piedi di Cabral, 2:15 da giocare, Cabral uscirà dal campo tra pochi istanti sicuramente. Intanto un ping pong, però non ci sono cinesi, dunque nessuno dei due è più forte dell'altro.
e rimpallo non fortunato qui nell'ultima occasione per Cabral, che si trova proprio di fronte al classe 2007, partita che resta ancora sul 2-2, quando manca 1,58 al termine del primo dei 2 tempi supplementari. C'è ancora tanto da giocare, poi ce ne sarà un secondo, sempre di 5 minuti. Grieco intanto di testa smorza il tentativo di passaggio filtrante di Capitan Campana, che posiziona pallone sulla riga nera, batte l'auto proprio all'altezza dell'incrocio delle righe tra laterale e centrocampo. Gagliano, Tozzi, ancora per il giocatore numero 6 Menegazzo. Gagliano va a puntare Cesari, Gagliano non viene però superato, Cesari fa ripartire Locrati, recupera bene la difesa, qui bravo Menon a distendersi in tuffo, chiede calma a Cesari, rivediamo. Tanto bravo sì Cesari che riconquistare il pallone, poi il numero 3 di punta, un tiro non insidiosissimo ma che comunque non riesce a trattenere Menon. Più Antenore negli ultimi secondi, ma vediamo tutti i giocatori molto stanchi. Sono già passati 43 minuti e mezzo con la ripartenza di Tozzi. Tozzi ancora, va sul fondo Tozzi, calcia e Ballarin devia, poi Locrati spinge lontano il pallone, chiede scusa Tozzi che ha spinto il numero 3. Si gioca già con Campana, nemmeno il tempo di redarguire 2 giocatori per il direttore di Alessio Mori di Vicenza. Gagliano sul fondo in mezzo a un pallone spionato da Ballarin. Ancora un minuto di gioco, è il 44esimo di questa sfida infinita, Audi. Sì, riparte ancora una volta l'Antenore. C'era stato un cenno d'intesa, comunque nessun diverbio tra il numero 2 e il numero 3 in maglia rossa. Proprio il 3, Antenore, Locrati recupera il pallone, Cesari per Grieco che non va via a Campana, che si prende il laterale sulla direzione rischiosa qui, il passaggio, il retropassaggio, la tocca però il numero 3. E si nota comunque la stanchezza, meno le occasioni nell'arco di fine secondo tempo, anche in questo tempo supplementare. Quando manca che rischio qui di Campana. Locrati però se ne allunga troppo, 30 secondi ancora da giocare. Forse squadre anche un po' impaurite, nessuno vuole perdere questa partita. A centrocampo recupera il numero 22 Gallocchio, la giocata per Locrati che va a calciare di prima, la fintata, legato in auto, palla a Grieco, carica il destro per passare, palla a Cesari che viene fermato sul filtrante ancora per Grieco. Locrati, 7 secondi, Locrati il tiro e Campana dice di no, c'era comunque Menon e finirà il primo tempo con Cesari che conclude la distanza. 2-2, si va al secondo supplementare, è cambiata soltanto la situazione falli, 5 sempre commessi dall'Antenore, 4 il Verona che ne ha commesso uno prima con il numero 2 Tozzi. Eh sì, le squadre prendono qualche minuto per rifiatare, l'abbiamo visto qui inquadrato poco fa, eccolo qui come un gatto in qualche situazione. Menon, si riscambiano ancora una volta le panchine, le rispettive squadre, c'è tanta stanchezza. Adesso tra poco il secondo tempo supplementare, poi eventualmente i rigori, ancora non li abbiamo visti qui alla Belboté, sembra una sorta di maledizione, più ne parliamo e più non arrivano. Decideranno le squadre in campo. Intanto salutiamo gli amici di Ciosa, arriva il messaggio di Marco Doria, il tecnico del Valli. Hai bisogno di andare a mangiare a Chioggia? Vuoi un ottimo suggerimento? Chiama Marco Doria che ti manderà in uno dei locali top, perché se bisogna mangiare pesce a Chioggia ne troverai sicuramente di ottimo. Chioggia Stomarina, salutiamo gli amici di Chioggia, Yes Work Valli, che sono stati eliminati proprio dalla Mestre Fenice nella semifinale di ieri. E tu intanto mi sventolavi questo tagliando di Ropluz MVP e vedremo. È difficile la scelta, sì, dobbiamo aspettare forse. Decidiamo di darlo a chi segnerà il rigore decisivo. Mi sento che andremo ai rigori. Sì. Se poi sbaglio, 15:56, stiamo per arrivare nella seconda ora di gioco di questa partita infinita.
la storia infinita di questa Supercoppa. Attenzione Cabral, un duello durato tutta la stagione scorsa che continua quest'oggi e che continuerà, lo ricordiamo ancora, sabato con l'ultima giornata di andata del girone B di Serie B con le due squadre, queste due squadre che si giocano anche in passo per il primo turno di Coppa Italia. E ci sarà sicuramente Arzignano e Mestre Fenice qui in tribuna negli spalti impazienti, ma devo andare a fare riscaldamento. Ho visto dei ragazzi della Mestre Fenice arrivare solo in ciabatte, calzettoni già pronti per la partita. Qui comunque alla Belbotea Arena ci sono due spogliatoi grandi e il doppio spogliatoio quello più piccolino. Attenzione qui con Menegazzo, cerca di andare via, si lascia l'equilibrio, è stanco, si è tirato un po' il punto del piede ma neanche principi di crampi, quindi sicuramente staranno riscaldando, quantomeno riattivando le circolazioni, i muscoli. Ballarini intanto è costretto a buttare il pallone, 4-10 da giocare, 15-57, 6 gennaio 2025. Non avresti mai pensato di passare l'Epifania con una bellezza cotante come me stesso e soprattutto qui a raccontare una gara che non vuole finire. È una gara che ci sta regalando spettacolo, anche se i ritmi si sono abbassati in questo secondo tempo supplementare. Cabral intanto recupera il pallone, un possibile 3 contro 2, palla per il numero 11 che viene però fermato, Bortolini è fermato da Menon, primo vero guizzo di questo secondo tempo supplementare, forse di tutti i supplementari, vado un po' a memoria. Sì, anche a me pare appunto la prima occasione, un 3 contro 2 di cui non sarà sicuramente felicissimo mister Razzato Andrea, non sfruttato al meglio dai suoi. Abbiamo visto anche 2 contro 0 in questi giorni sbagliati. Attenzione poi ancora per Cabral che si ritrova sotto al piede, continua a girare il pallone alla formazione di mister Rozzato, il tiro, poi la parata ancora di Menon, Cinquino vorrebbe mangiarsi la maglia, stopparsela di dosso, rivediamo, occasionissima Antenore. Eh sì, non lo citiamo al labiale ma potete immaginarlo, il Cinquino è andato come mi suggerisci tu con il 5 con la manona, Menon, e qui forse c'è la mano. Lo voleva Cinquino, autore del tiro, quindi ancora il pallone Cabral, fermato però ancora una volta da Tozzi che poi spara lontano, palla tra De Vivo, 3-20 da terra De Vivo, non c'è ostruzione fallosa di Gagliano, sicuramente non l'ha visto De Vivo. Cabral, il tiro, ancora Menon, meglio Antenore ma Menon tiene vivo i suoi. Sì, Menon ancora una volta si immola, qui una grandissima conclusione di Cabral sul 7. De Vivo ancora sulla coscia di Gagliano, che del cambio escono proprio De Vivo e Bortolini, rientra Cesari, rientra anche tutto Furiello, Ocrati, 3-0-5 da giocare, 2-2 e riesce 5 fagli Antenore, 4 Verona. E riesce sempre a trovare le migliori occasioni l'Antenore attraverso i piedi di Paolino Cabral. Proprio lui sulla battuta di questa rimessa laterale. Bella proposta per Jacopo Rizzi, giocatore spilungone, cerca lo scambio con Locrati, protegge Campana, 2,53. Pronto ad entrare intanto con il numero 6 Menegazzo, Brian Menegazzo, giocatore del Verona, che ora cerca di manovrare qui fantasia, spara avanti per Gagliano che viene anticipato, recupera palla a Cabral se la porta sul sinistro e ancora Menon a deviare questa volta in fallo laterale. L'Antenore ci sta provando molto con il distanza, ma ricordiamo che il pareggio è arrivato sui sviluppi di una palla inattiva proprio qui da quella posizione, non proprio dal laterale, dall'angolo, ma attenzione al tiro di Cabral che taglia l'area. Sì, ha guardato questa palla appena stata battuta dal corner, è arrivato a concludere con un'ottima coordinazione al volo, palla che termina ampiamente a lato. Tozzi intanto più vivo l'Antenore in questo secondo tempo supplementare, sembra più stanco. Verona forse vuole i rigori, l'Antenore invece no. L'Antenore non ci sta, no. vuole chiuderla qui. Già l'anno scorso protagonista anche, mi sembra, se non ricordo male, l'Antenore in semifinale, magari c5time.it e poi andremo a rivederlo di Nicola Cecchinato, ci dirà con Emilio per gli amici, Edoardo solo per me, Mingardo che abbiamo sentito in apertura di partita, protagonista con il rigore titolare, intanto Pallarin ci gira fantasia del pallone e ancora Pallarin che esulta, questo e anche questo un ballo fatto, anzi sventato. Sì, incredibile quello che sta succedendo oggi alla Belbotea, non possiamo nemmeno commentare perché poi da un secondo all'altro una squadra si sveglia
come in questo caso Verona. Tiro di Gagliano al volo, non c'è deviazione. Ripartirà allora ancora Ballarin, ancora 2 minuti e 4 secondi. Sì, quando una squadra sembra più in controllo della partita, l'avversario Ci smentisce. Sì, ci smentisce. Fantasia intanto qui, spara lontano, Tozzi di testa ancora per Fantasia che mette giù il pallone, lo scambio ancora con Tozzi che va dalla parte opposta verso il numero 7 Gagliano che cercava sul secondo palo Fantasia, riparte allora, cerca di partire Cabral, fermato a Tozzi, ottimo intervento qui, se parte Cabral ragazzi lo troviamo nella stazione della porta avversaria. E Cabral sempre con i doppi passi, finte numeri, a superare gli avversari in dribbling, a fare la differenza. Ancora resta su 2-2 però il risultato fin qui, 1 minuto e 37 al termine. In pressing l'Antenore conduce per la palla al numero 6. 30 da giocare, se va avanti così sto mandando un messaggio vocale ai colleghi, domani mi prendo ferie, Dino, resto a casa, intanto tanto scrivo, soprattutto alle donne della Chime, Silvia, Ilenia con la I e Ilenia con la Y, un bacione a tutti da Tombolo, dove De Generi l'altro giorno mi ha offerto una birra media e strano non abbia ancora nevicato, perché De Generi, il giocatore del Team Giorgione, è rinominato Matteo, il tirchio della Chime. Allora una birra che vale 1-19 ancora, vicino ai rigori. Palla ancora però per il tiro di Tozzi, che i rigori non li vuole tirare. Tra l'altro all'inizio partita devono consegnare anche il foglio con i rigoristi. Era già lì pronto, ho detto beh ma cosa serve questo foglio? Attenzione però la palla in mezzo, mamma che rischio. Tozzi recupera il pallone, ha rischiato di far fallo dall'occhio. E vedremo se ci smentirà una delle due squadre in questo minuto. Un minuto esatto, scottante, il pallone scotta, il tempo scotta, 50 secondi, Gagliano si è alzato, rozzato, è sempre stato in piedi, ha dato ora indicazioni ai suoi in modo più convincente e più vivo. Gagliano fa sfilare per Fantasia, lo scambio per Tozzi che si gira, che prova ad andare a calciare, si ferma, non ha lo spazio, ottima di servizio per Fantasia, il pallone con la resta lì, non c'è il fallo, attenzione al contropiede con il pallone per Menegazzo, viene ancora a terra Tozzi, ancora lì il pallone, che confusione, Sara perché ti amo, è un'emozione che batte piano piano, stringini forte, riparte Rizzi contropiede sbagliato, non c'era altro passaggio, allora siamo dall'altra parte, 10 secondi alla fine, Tozzi per Fantasia che sbaglia sotto porta, allora si vogliono regalare, ha un sacco di fame, adesso non ricordo il nome perché si è mangiato un gol lì. Fantasia. Sì. Tra l'altro Fantasia in questa citazione oscena. 4 secondi e poi saranno i rigori a decretare, quasi sicuramente lo sarà probabilmente, siccome Fantasia va a calciare lontano, i rigori decreteranno la vincitrice di questa Supercoppa del Veneto. Applausi meritati a tutte le squadre. Eh sì, che lo sappiamo, i rigori sono un terno all'8. E io sai cosa ti dico, Dino? Tu intanto parla, andrà alla regia, ti dico di aprirmi anche l'altro microfono, nel mentre poi partirà il mio microfono, verrai giù anche tu che i rigori li seguiremo da giù da basso, quindi ti aspetto, porta anche l'MVP. Allora, nell'attesa di questi rigori, andremo a vedere quali saranno gli uomini scelti dai due allenatori. Fin qui una partita equilibratissima, l'avete visto anche voi da casa, intanto vi ringraziamo per essere stati qui incollati in queste 2 ore abbondanti con noi. Il gol intanto lo ricordiamo nel 2-2 di Francesco De Vivo, Paolino Carrara. Scusami, 30 secondi, spegni e vieni giù. Richiamato intanto da testimoni. Vi cito velocemente i gol e poi ci vediamo qui di sotto. Gol di appunto De Vivo Cabral da parte dell'Antenore, invece Gagliano Maxim e Campana Edoardo segnano le reti per la formazione veronese. E adesso c'è il pallone tenuto in mezzo da parte
degli addetti Lega Nazionale Dilettanti e poi i due mister Rozzato e Giorgio Carlos Bruno avranno scelto i tiratori e ci vediamo di sotto. Caldi i muscoli di giocatori di Felice Mestre e Arzignano. Siamo qua a bordo campo, presumo che si batterà sulla porta alla destra rispetto a Sua Santità il signor Osvaldo Bonora, che ha il pallone in mano, darà il pallone a chi? Ai direttori di gara? No, è un pallone che scotta, ma è stata una finalissima fantastica. A forza di farci foto avremo un album tutto nostro. Grazie. Eccoci qui. Intanto c'è mister Rossato che un po' si mastica la lingua, Carlos Giorgio che dice guarda, siamo qua a bordo campo. Non trovo la telecamera da guardare, in questo momento non so dove siamo inquadrati. Allora non ci si vede, ok. C'è Gagliano subito contro Ballarin, io direi. Ci avviciniamo un po' in prima linea qui, ci avviciniamo senza offuscare la vista al vicepresidente che magari non vuole neanche guardare per la tensione. Sì. Gagliano contro Ballarin, il primo rigore, non hai portato via niente per scriverti giù se segna o no. Vabbè, ricordatelo. Facciamo, io tengo Antenore e tu tieni Verona. No, tu fai tutto, tu. Tengo tutto io, vabbè. Tanto Menona resta tra i pali, sarà lui il portiere del Verona, dopo che il primo tempo l'aveva giocato Di Fazio. Menon, due portieri giovani, importanti. Gagliano, 5. Gagliano. Sono 5 i rigori, giusto Michele? Ma no, non scriviamo niente, mamma mia l'MVP, non so chi darlo. Tu nemmeno, vedremo dopo, dai. Vediamo se qualcuno qua ci aiuterà. Ma comunque ha tenuto tante volte in vita, sì. Gagliano, la rincorsa, il tiro, il gol. Dunque va avanti e toccherà a Capitan De Vivo rispondere contro Menon. Eccolo qui, Capitan De Vivo pronto, va a parlare con il direttore di gara Menon. Ma il cronometrista di solito non segna mai i rigori, ma si segna sul suo cartellino. Attenzione De Vivo, il gol senza adesso da una parte, portiere dall'altro. Chi tocca tirare rigore? Io non metto la lista, Ciurnelli, scusami, ho sbagliato anche leggendo il nome. Ciurnelli contro Ballarin. Ma siamo Ballarin tra i pali? No, è Nazzari. Alessandro Nazzari ha cambiato? Sì, perché ha detto vai Ale, attenzione Ciurnelli, il tiro, il gol. Sì, esulta. È il numero 12 Nazzari, chiedo scusa a Nazzari per il primo rigore che poi l'aveva comunque preso alle sue spalle. Esulta tutta la squadra del Verona di per il nuovo in gol. vantaggio, ma c'è il secondo rigore ora per l'Antenore. Menon tra i pali, va Sistema con cura il pallone numero 10. Cinquino, la rincorsa di Cinquino, il tiro di giustezza, lo aveva intuito. Sì, con freddezza. Sì. La mette lì E adesso per tocca poco, comunque non para. Adesso tocca a Fantasia il numero 8. sempre contro Nazzari. Sinistro, Fantasia. La rincorsa, il tiro sotto le gambe, anche qui lo avevo intuito. Adesso proverà Rizzi a rispondere sul pareggio con questo gol. Verona che si porta sul 5-4, ma c'è il terzo rigore per pareggiare il conto di tiri dal dischetto del numero 23 Jacopo Rizzi. Anche lui sul sinistro. Rizzi con il mancino, calcia potente, c'è La tocca ma non può nulla. Potente centrale, il tiro di Rizzi. E ora c'è il numero 4 Dalla Valle. Colonna del Verona, giocatore di esperienza, uno dei simboli assieme a Capitan Campana, ancora contro Alessandro Nazzari. Questa volta si cambia piede, quarto rigore veronese, sarà il destro Dalla Valle. E si lamenta anche il portiere dell'Antenore per il pallone. Dalla Valle, la rincorsa, il destro, il tiro spiazzato
il portiere perfetto, quasi a baciare il palo, entra alla destra del numero 12 dell'Antenore. ora è Cesari, Riccardo Cesari, Nessun rigore sbagliato per fin il qui. quarto rigore, adesso cominciano a tremare le gambe ora. È bollente. Che poi il portiere comunque grande che ti copre, la porta è piccola, aspettiamo il fischio del signor Nori. Cesari, il tiro, il palo di Cesari! Il palo di Cesari e sul piede di Campana c'è la Supercoppa Veneto 12-1. E vanno ad abbracciarsi Campana. È vittoria veronese. Se segna è vittoria veronese. E anche bel gesto da parte dei compagni di Cesari, tutti ad applaudire. Tutti a mandare sguardi ad Alessandro Nazzari, la rincorsa di Campana, il tiro e la risposta di Nazzari! Incredibile! Che vivo i suoi! Una parata fondamentale! Non vuole finire più questa partita. Sì, ma dovevate dircelo che non prendevamo impegni per la serata! Ora si prepara il Intanto- numero 3. Ma cambia il portiere, entra Di Fazio, Locrati con Di Fazio, Ricambiano i portieri. se avevi impegni per stasera cancellali pure perché qui non so quando finirà questa partita. Locrati il destro, importantissimo il tiro, il gol che ripareggia i conti, si va allora ad oltranza. Tocca il numero 11, Bel Fakhi. Sì, Adesso l'errore costa caro. sì, l'ho appena vista, piccola chicca, Bel Fakhi non sembrava sapessi dover tirare il sesto rigore, ma tra i suoi piedi Ci hanno passa... chiesto quanti rigori, abbiamo detto 5, ci siamo sbagliati, siamo già al sesto. Un errore per parte, un palo e la parata di Nazzari. Il palo di Cesari e la parata di Nazzari che ora deve difendersi dal tiro sinistro di Bella Fakhi. Il veronese apre la rincorsa, il tiro centrale, parte brivido ed ora Grieco. E Bel Fakhi va a fintare di aprire sul palo alla destra del portiere, invece tira centrale. Il destro di Grieco contro Di Fazio che è rimasto in porta per questi rigori. Intanto c'è Carlos Giorgio che è andato ad abbracciare i suoi ragazzi. Tensione, un'incorsa lunga di Greco, 1, 2, 3, 4, 5 passi, il tiro e il Verona conquista la Supercoppa del Veneto 12-1 sulla paratona di Di Fazio che è anche il nostro MVP. Ah sì, giustamente, ha giocato solo un tempo, però comunque ha parato il tiro, quello perfetto per portarsi a casa l'MVP. Grandi portieri, ci si abbracciano Carlo Giorgio e i suoi collaboratori, come dice Marco Langè. C'è ovviamente della delusione sullo sguardo di mister Rozzato che è andato a sedersi con i suoi collaboratori. E sportivi gli applausi, sì, qui sportivissimi gli applausi da parte... E sabato tutto l'Antenore. c'è la rivincita per l'Antenore, anche se in campo veronese, perché giocheranno l'ultima sfida del girone di andata. Fantastico. E li vediamo È qui stato felicissimi fantastico. i ragazzi del Verona. Sì, Finale alla fine decisa da un episodio. Bello l'abbraccio tra i due portieri. Sì, Carlos Giorgio, vieni subito qua anche se sono lì ragazzi. Beh, complimenti, grande emozione, avete regalato un grande spettacolo, intenso, fisico, ma qualche botta di troppo, ma vabbè ci sta, però che bello qui all'Epoca Arena, una gara infinita. Sì, è bello così. Diciamo che le partite di Serie B sono combattute così, poi tra di noi c'è una rivalità da 3 anni ormai, una squadra l'Antenore che ci fa crescere, ci dà stimoli, ci fa migliorare e noi siamo alla ricerca di questo e oggi siamo contenti di aver vinto. Allora adesso magari se arriverà qui a Rozzato chiederai a lui insomma il suo stato d'animo, poi andremo ovviamente a premiare l'MVP. Sì, attendendo anche Rozzato. Rozzo, una battutina, avrà complimenti comunque, ti lascio il microfono. Sì, una partita... no, stanno guardando i giocatori, ma siamo qui, parliamo Una partita mister decisa dall'ultimo episodio finale, terminata con i rigori, combattuta dall'inizio alla fine, una sfida equilibratissima, c'è amarezza, però ci siete stati dall'inizio alla fine. Sì, esserci è il minimo, nel senso che poi bisogna essere qui e ce lo siamo meritati, abbiamo
lottato dall'inizio alla fine, dispiace per il numero di errori davanti alla porta che dovevano indirizzare la gara. Sotto questo aspetto qua non siamo cresciuti, abbiamo provato a tenere la partita, però alla fine gli episodi in una partita così contano e ai rigori c'è sempre un sorriso a noi negli anni e questo giro qua ha sorriso a loro e hanno meritato di vincere. Allora grande sportività, grazie mister. Quest'anno Tombola è stata amara, ma adesso sabato c'è il remake di questa sfida con 3 punti molto molto pesanti. Sì, 3 punti pesanti, chi vince essenzialmente si qualifica in Coppa Italia, dobbiamo far tesoro degli errori che abbiamo fatto oggi e arrivare più preparati sabato prossimo. In bocca al lupo Rocchi, in bocca al lupo a tutti, ragazzi. Bocca al lupo, mister. Gianluigi, vieni qua, adesso ci vediamo con la telecamera, facciamo il volo che l'MVP, noi finché abbiamo qui, era difficile, abbiamo detto a chi segna, non ci guarda, chiamare Sam. Avevamo detto chi segna quello decisivo è l'MVP, arrivi tu, lo pari e ora Eccolo in qui. campo anche se sicuramente è da condividere con tutta la Assolutamente, squadra. condivido con tutta la squadra, condivido con tutta la squadra per la grinta e la voglia che abbiamo messo, lo condivido con il mio compagno di squadra, il mio grande aiuto è il mio amico che è Mattia, il nostro secondo portiere. Aggiungo, bellissimo l'abbraccio finale. Assolutamente sì, perché la cosa fondamentale di noi è che siamo un bel gruppo, si vede dalle partite difficili, si vede dalle partite facili, ma abbiamo voglia di lottare, lottiamo, stiamo cercando di lottare. Io andrei a chiamare anche il tuo amico. Assolutamente, chiamo subito Mattia. Lo chiamo io, tranquillo. Non penso però sia tempo di pasillo, di onore per i ragazzi Sì, dell'Antenore. Ringraziamo tutti quanti, tutta la Ci rivediamo squadra. qua a fine partita. Grazie, grazie, ragazzi, Speriamo grazie che a te. tutto quanto, perché un'occhiataccia mi è arrivata al buon Michele di Giambattista. Avevo visto appunto il numero 24 veronese guardare verso di qua quasi con l'acquolina in bocca per voler condividere il premio. Poi Lo meritava lui, lo meritava anche Sì, lui, lo meritano meritavano entrambi. ma diciamo che lo meritavano in 22, bisogna essere onesti perché questa è stata una gran partita, qualche colpo intenso che però insomma è anche la Serie B. Intanto c'è Ilaria Bazzarla, vicepresidente della FGC del Veneto, che con Michele Di Giambattista, responsabile del calcio 5 regionale, che andrà a premiare i direttori di gara. Lascio a te intanto anche ricordare che sono stati i 2 arbitri cronometristi della sfida di quest'oggi infinita. Sì, il primo Giacomo Giulian di Vicenza, Valerio Nori sempre di Vicenza e al crono Stefano Billo di Schio. Dunque 3 vicentini. Partita sempre gestita ottimamente, diciamo che- con un metro corretto, Esatto. e coerente, 50 minuti sempre allo stesso livello, 50 effettivi. sono Poi- tanti, sono le 4:20. Tra 10 minuti Dovrebbe iniziare. Possiamo restare anche qua direttamente, sicuramente inizierà con qualche minuto di ritardo la sfida del C2, perché un po' di riscaldamento lo dovranno fare, c'è anche il buon Vincenzo Morandin. Sì, sarà una giornata infinita tra le premiazioni di adesso, il riscaldamento poi di Artignano e Mestre Fenice ancora qui sul terreno della Belbotte. Adesso vediamo anche le foto di Sono gli rito. arbitri con Michele Bettin, segretario della FGC regionale, che si immola anche a fotografo ufficioso dei direttori di gara che sorridono. E vediamo intanto le squadre, la squadra veronese disposta ad attendere gli avversari. Come diceva mister avranno- Giorgio prima, 3 anni che ci diamo battaglia, però comunque c'è grande sportività. E anche Però belle le parole sì, del mister di prima, il fatto che entrambe le squadre facciano crescere queste partite, la qualità, avere sempre degli avversari importanti di fronte a sé e validi, poi dà anche la possibilità di esprimersi al meglio molto spesso. Quindi da sottolineare sì le parole sicuramente sportive Intanto del mister. Mia moglie, mia figlia e mio figlio sono venuti a vedere se effettivamente ero qui a Tombolo a commentare le partite, non si fidano. Andrà a dare io una falsa informazione, solo pasta coi bigoli, poche telecronache. Intanto l'Antenna Sport Padova che va a dare il 5 giocatori del Verona, i secondi classificati c'è Capitan De Vivo davanti a tutti, con mister Rozzato che invece chiude la fila, una medaglia amara, poi Amara, però magari a testa altissima. Sì, a testa altissima, ma come abbiamo detto
poteva vincere chiunque oggi. Se nessuno voleva vincere, anche dopo l'errore di Cesari, è arrivata la parata del numero 12. Vicepresidente della FIGC, Lega Nazionale Dilettanti di Veneto. Poi magari se riusciamo anche a richiamare qui il capitano che ora andrà a prendersi la targa dei secondi classificati, Francesco De Vivo, il numero 5 Sponda Antenore. Mastroeni intanto e l'ultima medaglia per Mister Rozzato, Abbracciato con Michele. I due si ritroveranno insieme comunque al Torneo delle Regioni, quest'anno in programma in Emilia Romagna, un Torneo delle Regioni che regala ogni anno emozioni alle giovanili del Veneto, le giovanili con il leone stampato sul petto, quel leone che vedremo anche il 19 con il Marco Polo, maglia bianca con leone. Appunto torniamo alla Belbote con Francesco De Vivo che tiene una foto con pochi sorrisi, c'è comunque sempre amarezza quando si perde. Sorride comunque Cabral, Fa vedere comunque la targa ai suoi supporter, il capitano. applausi da parte del pubblico meritati qui per i ragazzi in maglia rossa Sponda Patavina. Sì, adesso consiglio d'onore al contrario, che si dispone su due lati come chi passa dentro un prende di colori, ma prende il 5 approvazioni, complimenti degli avversari. E qui vediamo invece sorrisi a 45 denti, giustamente da parte del Verona, anche l'MVP con la carta di Roplez in mano, il portiere Di Fazio che ha condiviso. Qui l'ultimo ad entrare, al contrario di prima, è il capitano Campana, perché sarà lui ad alzare la Supercoppa. Verona che si conferma regina, ha vinto lo scorso anno il campionato, alza ora la Supercoppa. Alla fine la differenza l'hanno fatta quei due che all'intervallo tra il primo e il secondo tempo si stavano lanciando il pallone, usciti prima dagli spogliatoi, concentrati a creare un duetto, un castello a due torri, e alla fine hanno fatto la differenza. Adesso nell'attesa di alzare la Coppa, la capitano Campana si spostano dietro il tabellone dei Winners, i vincitori, con la Coppa che viene consegnata dall'Area Basgalla, vicepresidente della FIGC del Veneto, responsabile a campo Michele Di Giambattista. Si prende la Coppa Campana, aveva i compagni, regala i suoi compagni ed alzare la Coppa, la Supercoppa! Festeggia il Verona, e rivediamo ancora tutti in gruppo a saltare e gioire per questa finale sofferta, combattuta e voluta, alla fine è arrivata. Sentiamo anche le musiche di We Are The Champions qui in sottofondo. We are the champions, my friends. E sono tutti amici veronesi che alzano la Coppa, la Supercoppa al cielo. Si apre al top questo dia 5 per i veronesi che ora non dovranno avere la pancia piena sabato prossimo. Sabato questo. Sì, sabato 11 di nuovo contro l'Antenore in casa e affronteranno. Sarà un'altra sfida, un'altra battaglia. Lo sanno meglio di noi di quanto è equilibrata, di quanto sia equilibrata questa partita tra queste due squadre. Adesso c'è il tempo di gioire, giusto gioire per questa vittoria, ma poi torneranno a concentrarsi per la prossima partita. Io, prima di chiudere, chiamerai il capitano. Capitano numero 10 che ha alzato la Coppa, se vuoi vado in assist io. Se fanno la foto vai a chiamarlo. Ho perso il nome di battesimo. Campana. Edoardo, quello Edoardo. è il cognome.
Se vieni qui giusto per una battuta prima di chiudere il collegamento, anche perché abbiamo anche noi bisogno di riposare un attimo. Lo chiamiamo al volo adesso mentre gli altri fanno le foto. Sì, ma probabilmente la vorrà fare anche lui la foto con la Coppa dei Vincitori. Intanto sì. E gli facciamo inizia vedere a la collina scalare in bocca intanto. Arzignano allora. e Fenice. Sì, in attesa nell'angolino I qua. due portieri intanto immortalati. Menon bellissima e questa Di Fazio. foto. La Coppa Grandi sorrisi. è molto anche loro. Eccolo qua il capitano Campana. Fanno a gruppi le foto, i giocatori scaligeri. Si sono condivisi i tempi, si sono condivisi i rigori. Lo chiamiamo forte. Edoardo, vieni qua Edoardo. Dopo ti lasciamo per la foto, sai, finale. Se c'è, Ciao Edo, grande non complimenti. c'era del vino nella coppa. Allora possiamo lasciarlo anche là. Ci vedete il gin tonic dopo. Cosa chiede il capitano? Gin tonic nella coppa dopo, no, a parte gli scherzi, una finale combattuta, alla fine è arrivata, l'avete guadagnata questa Supercoppa. Sei felice, siete felicissimi, poi tra una settimana vi ritrovate ancora con l'Antenore. Sì, esattamente, è una coppa che abbiamo cercato tutto l'anno scorso e ce la siamo meritata, siamo sudata soprattutto sia oggi che tutto l'anno che lavoriamo e è giusto così, insomma, onore al Padova che comunque ci ha fatto soffrire, ma sono veramente orgoglioso di quello che siamo riusciti a fare e che stiamo facendo tuttora anche in campionato. Vedremo sabato come sarà un'altra battaglia come avete visto oggi e no, non ci risparmiamo, ecco, non ci risparmiamo per niente. Comunque è bellissimo da sottolineare la sportività da parte di entrambe le squadre, i complimenti sono arrivati da sponda Antenore, anche da parte vostra è stata effettivamente una partita combattuta e quindi merito e applauso va fatto anche a questa sportività, bellissimo da fuori da vedere, bravi voi, bravi ragazzi, bravo anche tu, con le tue parole. Grazie a te. Complimenti Edoardo, per il campionato. Ciao, grazie. Adesso invece salutiamo la Bezzara, il vicepresidente, grazie vicepresidente della FCC del Veneto, più tardi arriverà anche ovviamente Beppi Russo, presidente della FCC e regionale. Adesso anche noi ci prendiamo un po' di pausa perché adesso Arzignano e Stefanice inizieranno a scaldarsi. È stato comunque sempre qui connessi live per lo spettacolo della Veneto Arena. Vi aspettiamo.